Come si chiama? Bonilao. Dove è nato e quando? Nato a Roma il 26/01/1978. Bene, prego pubblico ministero. Sì, grazie Presidente. Buongiorno signor Bonilao. Buongiorno. Senta, suo fratello, lei è il fratello di Bonilao. Posso chiedere al pubblico ministero di parlare a voce un po' più alta? Perché vedo che c'ha una mascherina più protettiva, però deve parlare a voce un po' più alta, se no non la sentiamo. Va bene. Lei è il fratello di Bonilario e Alessandro? Sì? Sì, sì. Allora, suo fratello Alessandro risulta essere stato in passato titolare di una società, la Luisa SRL, mediante la quale ha gestito un ristorante in Vicolo delle Grotte. Lei conosce questa storia? Sa come è nata questa idea di costituire questa società, di aprire questo ristorante? Sì. Ci dica quello che sa. Allora, io sono 15 anni che faccio il cameriere. Ho conosciuto Massimiliano, era cliente di un ristorante dove lavoravo. Massimiliano? Massimiliano Casamonica. Il cognome? Casamonica. Appunto un giorno parlando mi disse che anche lui aveva intenzione di aprire un'attività a livello di ristorazione e mi chiese se conoscevo qualcuno, se potergli presentare che avrebbe potuto gestire questa attività. Io in quel momento mio fratello non era disoccupato, stavamo passando un po' di problemi in casa anche a livello economico, ero solo io che aiutavo i miei genitori in quanto pensionati ma con la minima pensione, quindi non riuscivano neanche a pagare l'affitto e da lì si mise in contatto con appunto Massimiliano e nacque questa cosa di... Senta, innanzitutto di che periodo stiamo parlando? Aspetta, 3 anni fa, 4 anni, aprile. Che lei quando è stato sentito il 18 luglio del 2018 ha dichiarato nel mese di aprile dell'anno scorso. Aprile. Quindi lei lo colloca nell'aprile del 2017. 17, 3 anni fa, quindi quello intendevo, sì. Stavo ricordando, aprile di 3 anni fa. Ok. Sì. Senta, ma voi, lei, suo fratello, conoscevate già queste persone che appartenevano a questa famiglia? Conosciuti, dottore, perché io lavorando nel ristorante erano clienti. Cioè qual è il ristorante? Io ho iniziato prima in un ristorante su via Piantica e poi da lì ho cambiato e sono andato in un ristorante presso via Tuscolana andando verso Frascati. Entrambi. E da quando lei ha iniziato queste attività? La prima volta che ha iniziato a fare il cameriere? Sono 15 anni. 15 anni fa. Non conobbi loro subito però, assolutamente. E chi ha conosciuto di questi? Cliente Massimiliano veniva ogni tanto all'archeologia qualche fratello che lì per lì non conoscevo perché non davo confidenza, ero un semplice cameriere, quindi neanche cameriere, neanche prendevo le ordinazioni, stavo dietro al cameriere, quindi non... Quindi il ristorante è l'archeologia, quello di Casavecchia? Sì, sì, io entrai a fare il cameriere lì proprio perché i Casavecchia erano i vecchi titolari del ristorante e siccome mio papà è nato e cresciuto in via Piantica, quindi i vecchi titolari Fabio e Marco, l'altro fratello, mi hanno visto nascere e chiesi al loro lavoro e mi prese, ma non era già loro il ristorante, era di un'altra persona. Iniziai là, là. Senta, ma al di là della conoscenza che ha avuto, perché venivano come clienti, no? Visto che lei stava là da 15 anni, che lei sappia, suo fratello ma anche lei, avevate altre ragioni per le quali avevate dei rapporti con queste persone? Guardi, purtroppo ogni tanto facevamo uso di stupefacenti. Di che tipo? Cocaina.
cocaina. Vado avanti con la risposta. E quindi? E quindi sapevamo che potevamo trovarla da loro e ogni tanto non nascondo che andavamo. E dove andavate? Ma di solito in zona tuscolana, Arco di Travertino. Più precisamente? Ma dipende, anche davanti esercizi commerciali ci davano appuntamento, magari fermatevi là e passiamo. Le faccio una domanda più diretta. In vicolo di Portafurba lei è mai andato? Sì, Per questi motivi? anche. E lei e suo fratello, a parte Massimiliano, ricorda altre persone che avete conosciuto? Beh, ho conosciuto, dottore, anche i fratelli, Pasquale Poi? e Giuseppe e Domenico. Domenico. Senta, nei tempi, quindi noi stiamo parlando dei tempi, diciamo, vecchi, no? Sì. Lei dice li conosco da 15 anni. Nei tempi più recenti c'è uno di questi fratelli da cui avete acquistato stupefacente in maniera più... No, nell'ultimo periodo no. Guardi, per stimolare la memoria le faccio la domanda diversamente. A parte il vicolo di Portafurba, lei è mai andato a acquistare stupefacente in via Nannina, per esempio? Sì, sì. Ho accompagnato, sì, mio fratello qualche volta, sì, dottore, ha ragione. Qualche volta sì. E da chi? Domenico. Da Domenico, Casamonica. Sì. Che lei sappia, in via Nannina era libero, era ai domiciliari? Penso, da quanto ricordo, dottore, mi sembra sì, ai domiciliari, in quel periodo, sì. E questo che lei ricordi, riesce a collocarlo più o meno quando è avvenuto? Io penso che già eravamo, che già era aperto il ristorante, quindi aprile, maggio, giugno, intorno all'estate, ricordo. Va bene, perché lei ha detto, guardi, il verbale è sempre quello, quindi siamo nel 18 luglio 2018, lei dice, riferendomi agli ultimi mesi, quindi rispetto al 18 luglio 2018, io e mio fratello ci siamo riforniti da Mimmo che si trovava agli arresti domiciliari in via Nannina. Conferma Sì, quindi questo? qualche mese prima, Qualche mese io ricordo, prima. dottore, io Presidente, ricordo chiedo scusa, scusi pubblico ministero Un se attimo, aspetti un se attimo, vi scusi. interrompo, ma mi stavo chiedendo, ma la posizione del fratello è definita in via definitiva? Alessandro? Di Bonilauri Alessandro? Che altrimenti... per il 512 bis sì, e anche persona offesa, e anche lui No, in relazione alla vicenda degli stupefacenti, cioè non risponde anche sì, ma in qui questo procedimento? Sì, ma io infatti non sto facendo domande relative al fatto che Bonilario Alessandro forniva un contributo negli stupefacenti, ma sto facendo domande al loro storico rapporto come assuntori di stupefacenti, cioè non sono domande indizianti Che per il altrimenti fratello. dovremmo fare No, gli ma non avvisi. Sì, ma non sto facendo e non ne farò domande indizianti per il fratello sulla vicenda stupefacenti. Quindi alcuni mesi prima del luglio 2000. ricordo che era estate, che era caldo. Senta, torniamo diciamo a noi e al ristorante. Vorrei sapere, lei finora ha detto, so che insomma io ho avuto un'interlocuzione con Massimiliano e gli ho detto Sì, insomma, io sto, sì. che lei sappia in questa vicenda del ristorante della famiglia Casamonica era coinvolto solo Massimiliano o anche qualcun altro, che lei sappia? Allora, guardi, io non sapevo da dove venissero i soldi, so solo che ogni tanto c'era in mezzo anche il fratello Pasquale, penso solo loro due però, dottore. E cosa sa esattamente su Pasquale? Parlando con mio fratello mi ha confidato che in realtà i soldi erano i suoi,
cioè che lui faceva con suoi- Massimiliano, ma in realtà mi diceva sempre che i soldi sono di Pasquale, tutto là. Ok, ma che lei sappia... Non ho capito chi è che gli ha dato questa informazione, però. Non ho con compreso. Ilario Alessandro, il fratello. Ah, Sì. Ma che lei sappia, a parte l'interlocuzione, ripeto, che ha avuto lei con Casamonica Massimiliano e si è fermato lì, Sì. no? Nel momento in cui si mettono in contatto suo fratello e Casamonica Massimiliano, la proposta poi di avviare questa attività, suo fratello la riceve solo da Massimiliano? Sì, sì. Perché lei... Sì, dottore, perché io mi ricordo che lo convinse, mio fratello accettò di aprire questa società e aspetti, no, allora iniziarono a cercare il locale. Una volta trovato il locale aprirono questa società. Sì, Cioè sì. mio fratello... Sì, ma la mia domanda era diversa. Io le ho chiesto, nel momento in cui lei mette in contatto suo fratello con Casamonica Sì. Massimiliano, poi lei sa se la proposta suo fratello la riceve, siccome lei ha detto di aver saputo che c'era di mezzo pure Pasquale, se lei lo sa... Io da quanto so penso entrambi, dottore, perché penso che siano riusciti a convincerlo entrambi, nel senso guarda facciamo sta cosa. Perché lei quando è stato sentito l'ha detto insomma come dato secco, non penso come sta dicendo oggi, le leggo la dichiarazione. Tornando alla storia del ristorante, Massimiliano e Rochi proposero ad Alessandro di gestire questa attività. Ho detto entrambi, infatti ho detto entrambi, dottore, proposero... Quindi la conferma questa dichiarazione. Sì, Bene. sì. Senta, ma il titolare di questa Luisa SRL era solo suo fratello. Sì. E visto che dietro c'erano, lei dice, Casamonica Massimiliano e Casamonica Pasquale, perché non era intestata anche a loro? Lei lo sa? No, sinceramente no. Questo no, dottore. Nel senso... Lei ha dichiarato, per aprire l'attività, Alessandro avrebbe dovuto aprire una società a suo nome, loro, cioè Massimiliano e Rochi. Beh, non dovevano risultare. E perché? Penso per il cognome forse, nel senso... Ma può essere più esplicito, cioè qual è il cognome? Qual è il problema del cognome? non lo so, forse proprio per tutelarsi loro, nel senso, insomma... Ma questa è una sua, diciamo, valutazione o lo fonda su elementi certi? Mi scusi, signor? Nel senso, come lei dice penso, forse, cioè vorrei capire, questa è una deduzione che ha fatto lei di fronte alla circostanza oggettiva che No, questa suo è una fratello, scusi, risultava intestato unico dell'attività, oppure ci sono delle conversazioni con suo fratello, con i due Casamonica, altri elementi oggettivi da cui lei ha tratto questo convincimento? No, signor giudice, no. Io mi ricordo che gli dissero, guarda, però ti devi intestare tutto tu, mi disse mio fratello. Questo. Mi disse che loro gli dissero, noi non dobbiamo risultare, devi intestarti tutto tu, quindi questa società deve essere aperta solo ed esclusivamente a nome tuo. Va bene. Sì. Senta, ma che lei sa per quale motivo poi viene scelto questo nome, Luisa SRL? Sì, perché Luisa, ricordo, sempre detto da mio fratello che me lo disse, perché io gli chiesi come mai appunto questo nome Luisa, lui mi disse guarda, mi ha detto Massimiliano così perché Luisa è il nome di una figlia di Massimiliano. Senta, questo ristorante poi è stato aperto, lei Questo ristorante è stato aperto? ricorda Sì. quando? Allora, mi sembra maggio, dottore, l'apertura proprio, mi sembra maggio. Lei ha dichiarato nei primi del
Giugno giugno addirittura. 2017. Non ricordavo. Sì, giugno. Sì, è stato aperto. Senta, lei sa come è stato arredato questo ristorante? Cioè era già arredato, hanno invece dovuto comprare degli arredi? No, allora, diciamo che era messo un po' male dentro. Il locale era carino, ma era un po' messo male. Dottor, c'erano da fare dei lavori. È stato preso e successivamente è stato ristrutturato e non aveva nulla dentro. Era messo malino, quindi successivamente è stato ristrutturato e è stato poi sono state acquistate la cucina per intero, dei tavoli, delle sedie. Lei sa dove sono stati acquistati? Allora, se non ricordo male, in un deposito, diciamo, questo signore si occupava di queste cose, comprava dei fallimenti e li rivendeva, mi sembra in zona Tor Fiscale, sull'Appia. E sa quanto è stato preso per gli arredi? Se lo ricorda. Allora, tra cucina, sedie e tavoli, se non ricordo male, intorno ai 13-15.000. Che lei ha dichiarato, sono certo che cucina, tavoli e sedie sono costati 22.000 euro in totale. 22 mi sembra che io dichiarai 22, dottore, perché diciamo con le caparre, con l'operazione totale, da che è stato preso il ristorante, gli acconti, le spese per arredarlo, la cifra mi sembri No, guardi, lei come cifra totale ha dichiarato: presumo che in totale Massimiliano e Rocchi sui 50-60 hanno speso 50.000 euro. La conferma intanto questa sì, perché tra i depositi cauzionali, gli affitti di questi 50.000 euro lei ha dichiarato 22.000 euro sono stati spesi per gli arredi a Tor Fiscale. Allora era 12-13 solo la cucina. Non... Senta, lei c'è mai stato in questo ristorante? Ci ho lavorato, dottore, per forse in tutto l'arco del tempo che è stato aperto un mese e mezzo, ma molto alternato, nel senso... Abbiamo detto che è stato aperto a novembre 2017, quando è stato chiuso? A giugno, scusi, 2017. Quando è stato chiuso? Allora, voglio dire questo, io a novembre, dottore, con esattezza il 30 ottobre, che è Halloween, ci fu una sorta d'aperitivo. Da quel giorno io ho chiuso col ristorante, non andai più, e mi sembra chiusero, dicembre non sono mai andati, per dire, quindi io penso non hanno più aperto dai primi di dicembre. Chiuso definitivamente e venduto questo? No, chiuso proprio che non chiuso, guardi, io le confermo, dottore, che l'ultima volta che sono stato è stato il 30 ottobre e poi no. Che è stato lei, e che lei sappia quando è stata l'ultima volta che è stato aperto al pubblico quel ristorante. Ma guardi, mio fratello penso forse novembre è continuato ad andare, ma apriva così, anche perché se posso... Prego. Sì, adesso ci arriviamo a come andava il ristorante. Era un ristorante che non ha mai lavorato. Sì, adesso ci arriviamo. Intanto vorrei sapere, siccome lei ha dichiarato che è stato aperto da giugno a metà novembre circa del 2017. Appunto, perché, come ripeto, dopo quel 30 ottobre che abbiamo fatto questa sorta d'aperitivo la sera, mio fratello è continuato ad andare su per giù a novembre e da dicembre ricordo che non andavano neanche più. Ecco, ma diciamo un pochino, com'è? Andava male quindi sto ristorante? Malissimo. Cioè perché? Perché
non ha mai lavorato né a pranzo né a cena, era stato impostato come un ristorante che doveva essere un po' nel senso solo pesce, solo... Però stiamo parlando comunque sia di una zona che è Campo dei Fiori, stiamo parlando che la via sembra tutto tranne che Campo dei Fiori perché non ha l'affluenza che ha la piazza di Campo dei Fiori, quindi su quella via non passava quasi nessuno, di conseguenza i prezzi non erano alla portata oggigiorno del turista, perché il turista, io spesso andavo a fare un giro proprio sulla piazza a vedere gli altri ristoranti, il turista va avanti con la pizza da 6 euro, il cappuccino, noi mettevamo un primo, mi sembra intorno ai 15-20 euro, di conseguenza il ristorante non ha, ma mai, mi creda, mai, dottor Pietro. Ma lei nel periodo in cui ha lavorato che faceva, che mansioni aveva? Io stavo in cucina appunto. Cioè il cuoco? Sì. Senta, lei è mai stato pagato per questa attività? Allora, sono sincero, delle volte sì, dottore, delle volte no. E tanto è vero che io andavo, non so, 2 volte ogni 10 giorni, perché? Perché mio fratello, io pressavo lui, perché comunque sia, gli ho detto dal momento che vengo vorrei essere pagato, perché poi vivevo in casa con i miei, c'erano determinati problemi e dico dal momento che vengo vorrei essere pagato. Però la risposta fu dal momento che non facciamo neanche un coperto, non fare un coperto vuol dire neanche che tu abbia lavorato, che se non fai un coperto, però... Quindi veniva pagato cioè, solo... stavo lì dalla mattina alla sera, se tutti ragionassero così, non fai un coperto io non ti pago, e da lì ho iniziato proprio ad andare una volta sì, 10 no, anche per... Quindi mi faccio capire, veniva pagato solo se il ristorante lavorava? Sì, devo dire che quando, quelle poche volte, quelle poche sere che abbiamo lavorato, sì, mi ha pagato. Ma lei era formalmente assunto? Era... No. Okay. Senta, in quel ristorante sono mai venuti appartenenti alla famiglia di Massimiliano a mangiare? Sì. Ricorda un giorno particolare? Ricordo, sembra una domenica, dottore, non so se era il compleanno, forse di Giuseppe, o forse era per festeggiare che un qualcosa. Mi ricordo che sì, intorno ai 25 persone, mi ricordo sì. Cioè tutta la famiglia, insomma? Sì. Giuseppe... Sì, perché dovetti andare presto la mattina, perché appunto volevano tutto pesce. Lei c'era quel giorno? Quel giorno sì. C'era Giuseppe pure? Sì. Senta, sua madre ha mai lavorato in quel ristorante? Poco anche lei, dottore. Poco perché mia madre ha delle patologie purtroppo, quindi veniva ogni tanto, ma anche sapendo che appunto non si lavorava, stavamo tutto il giorno, veniva anche come una sorta di compagnia, dico, perché tutto il giorno seduti su una sedia lì dentro senza far nulla. Ma sua madre veniva pagata? No. Senta, lei ha detto all'inizio, quindi per quello che ha saputo lei, i soldi li ha messi pure Rocky, e comunque c'era anche Rocky in questa attività. Lei ricorda se a un certo punto Rocky non c'è stato più perché era accaduto qualcosa? Mi sembra di sì, dottor. Sì, per un periodo, sì. Ecco, cosa era successo? Allora, non so cosa gli fosse successo, so che purtroppo aveva avuto dei guai e mi sembra fosse stato arrestato di nuovo. E per un periodo sì, che da quanto ricordo è subito dopo l'apertura del ristorante, mi sembra, perché poi non si vide più e venni a sapere appunto che aveva avuto dei problemi. Quindi proprio all'inizio è stato arrestato? Mi sembra di sì, dottore, nel senso dopo
Quello che ricorda, insomma. Sì, dottor, penso che anche quando abbiamo aperto già non c'era lui, non c'era. Ok. Ricordo questo, sì, non c'era. Senta, ma gli incassi del ristorante, quelli che si facevano, chi li metteva in tasca? Allora, in teoria, diciamo, Massimiliano voleva essere al corrente di quanta gente c'era nel ristorante, di quello che stavamo facendo, di quanto avevano speso, di quello che avevano mangiato. E il giorno dopo Alessandro, mio fratello, doveva passare da lui e fare una sorta di resoconto dell'andamento della giornata. Sì. Poi se venivano riusati delle volte per fare la spesa, ma erano cifre talmente, gli incassi erano talmente cifre basse, piccole. Sì, tanto è vero che mio fratello, aprendo la società, quindi essendo lui intestatario della società e pagando parecchie cose con gli assegni, si è rovinato, nel senso anche protestato, perché poi questi assegni, parlo di forniture per il ristorante, ad esempio vini, prosecchi, ha affrontato queste prime spese con gli assegni intestati alla società, che pensava fossero poi ricoperti, ma in realtà si è rovinato. Senta, lei ha detto all'inizio, insomma, che in famiglia in quel momento storico avevate problemi economici. Molti. Che lei ha detto, Massimiliano, Alessandro non lavorava sostanzialmente. Lei Lavoravo saltuariamente, a chiamata, diciamo. E poi ha detto, i miei genitori prendevano una pensione che non era neanche sufficiente a pagare l'affitto. No, si sono arretrati con l'affitto, tanto è vero, dottore, che poi di conseguenza è venuto un paio di volte l'ufficiale giudiziario fino a darci la data che i miei dovevano uscire. E questa casa dov'era, quella da cui siete stati sfrattati? Alla Romanina. Romanina, non ricordo bene. Via Ubaldo Comandini. Via Ubaldo Comandini, sì, zona Romanina. Senta, lei poi sa cosa è successo successivamente dopo che è stato chiuso il ristorante? Allora, lo sfratto coincise proprio con il periodo in cui era stato chiuso il ristorante. Era stato? Chiuso il ristorante, in quel periodo stesso passavamo la fase dello sfratto esecutivo. Purtroppo io continuavo a lavorare saltuariamente, i miei arrivavano sui 1.000 euro al mese, ma l'affitto era 700, quindi non potevamo metterci a paro. Lui, parlo di mio fratello, per aiutare i miei ha fatto sta cosa di venderlo, cioè di interessarsi lui alla vendita del locale. Cioè cosa ha fatto esattamente, che lei sappia? Che io sappia, non ricordo bene, dottore, se chiese aiuto alla stessa persona che gli propose il locale, perché diciamo in quella zona Trastevere, Campo dei Fiori, era una persona che aveva altri locali e quindi conosceva chi forse potenzialmente poteva essere interessato al locale. E dopo un po' mi sembra iniziò a avere delle offerte. Sì. E quindi poi? Prima un paio che da quanto ricordo andarono, però non andarono bene, e poi trovò invece non so quanti, forse 2 o 3 ragazzi interessati al locale,
e andò in porto, cioè, da quanto so io, fecero qualche appuntamento con questa persona si sentiva con Alessandro e gli disse: guarda, i ragazzi sono interessati, penso ti facciano la proposta, poi sta a te accettare. Appunto, siccome si avvicinava sempre di più il momento dello sfratto, tant'è vero che i miei avevano deciso di trasferirsi da una mia zia e io dalla mia compagna. Ah, dice dello sfratto da Sì, via Comandini. e Alessandro, per evitare tutto ciò, accettò la prima offerta, nel senso... Cioè, insomma, che ha fatto? Ha sostanzialmente venduto l'attività come se fosse sua. Sì, E quanto ha intascato, lei lo sa? 25 mi sembra. Lei ha detto 23 o 25 quando è stato sentito? 25 mi sembra. Perché mi sembra, sì, gli diedero una cosa come 20, 22 subito e poi una rimanenza più avanti. Senta, riesce a collocare nel tempo questo episodio? Quando è avvenuta questa vendita, fra virgolette, dell'attività? Allora, la vendita, se dovrei ricordare bene perché le spiego. Mi ricordo che era Pasquetta, aprile, forse i primi d'aprile, dottore, perché subito dopo ricordo che il giorno di Pasquetta era il battesimo di mio nipote e mi ricordo che mi sembra che la cosa era già andata in porto, quindi penso i primi d'aprile, intorno Pasqua, Pasquetta. Allora, innanzitutto questo nipote chi è? Cioè di chi è figlio? L'altro mio fratello, Paolo. Dell'altro fratello. E lei ricorda se il suo fratello Alessandro in occasione del battesimo di suo nipote gli ha fatto un regalo? No, allora, ecco, allora, dottore, no, tant'è vero che quel periodo, i giorni, forse 2 o 3 giorni prima, lui chiese un favore allora a Massimiliano, mi sembra, se poteva anticipargli qualche soldo, appunto perché voleva comprare un pensiero a mio nipote. Ma a proposito, questa è una cosa che non le ho chiesto, ma suo fratello in tutta questa vicenda quanti soldi ha preso? Cioè da Massimiliano è mai stato pagato? No, mai. Lui Quindi apre il ristorante a giugno, lo chiude a novembre e non viene mai pagato? No, lui no. No. Poi arriva aprile, c'è il battesimo di vostro nipote E corrispondeva con già questa proposta, mi sembra, di questi ragazzi, no? Che erano interessati al locale. E se non ricordo male, qualche giorno dopo si concretizzò proprio la cosa con la vendita del ristorante. ma lei perché fa? Perché è un collegamento che lei già ha fatto quando è stato sentito in fase di indagine. Perché, diciamo, nel circoscrivere da un punto di vista temporale questo episodio, lei fa un collegamento fra il battesimo di suo nipote, la richiesta di somme fatta da suo fratello a Massimiliano Casamonica e poi l'operazione che porta suo fratello a cedere questa attività? Perché è successo qualcosa di particolare? Le stimola la memoria in particolare qualcosa? No, ricordo questo, dottore, perché allora, a parte la situazione dello sfratto, lui era molto molto nervoso. Lui chi? Alessandro, mio fratello, per la situazione economica, perché avrebbe voluto aiutare mio fratello minore ad affrontare magari la spesa del battesimo, a fare un pensiero, e lui mi diceva sempre, non essendo mai stato pagato, dice voglio chiedergli se almeno stavolta mi può dare un qualcosa per poter fare un... Ricorda quanto gli ha chiesto in questa circostanza suo fratello a Massimiliano Casamonica? Cioè, da quanto ricordo, forse 100, 200 euro, una cosa del genere, neanche una cifra... E non gli ha dati? No. No. Quindi suo fratello si è arrabbiato ulteriormente.
Siamo andati perché siamo andati, però sì, era rimasto un po' male perché cioè, presentarsi i fratelli che non fanno niente al nipote, Quindi c'era rimasto male, sì. C'era anche lei in questa occasione? Sì, sì. E dove è avvenuto questo? È avvenuta in un circolo che si trova in via di Capannelle. Senti, Diciamo, mio fratello ha fatto una sorta di rinfresco il pomeriggio dopo il battesimo. cioè suo fratello piccolo? Sì, sì, alle 4:30 e siamo andati qui, una sorta di apericena. Ah. Quindi suo fratello Alessandro l'ha vissuta male anche questa cosa. Sì, perché sì. E adesso, diciamo, avendo messo a sistema tutti i ricordi, riesce a indicare più o meno una data? Perché quando è stato sentito in fase di indagine, lei, proprio facendo questo ragionamento, poi arriva a indicare una data, se ci riesce. Il giorno del, dottore? Il giorno in cui poi c'è questa, chiamiamola, gestione dell'attività. Allora, io ricordo che il battesimo si fece di lunedì, Pasquetta, non ricordo il numero, ma ricordo che a breve, sono sicuro, spero di ricordare, a breve, dottore, dal Pasquetta a breve, mi ricordo che lui riuscì a chiudere questa vendita e a partire. Aspetti, poi ci arriviamo a partire. Perché facendo tutto questo ragionamento poi ha detto: sono certo che questa operazione sia avvenuta intorno al 10-12 aprile 2018. Sì, sì, confermo. Allora, scusi, mi faccio capire una cosa. Quindi suo fratello Casamonica in tasca somme che riguardano un'attività di cui lui era formalmente titolare, ma di cui di fatto erano titolari Casamonica Massimiliano e Casamonica Pasquale. Sì. E Casamonica Massimiliano e Casamonica Pasquale erano al corrente di questa cosa o se li è presi senza dirgli niente? No, Massimiliano anche gli disse: guarda, tieni chiuso e facciamo in modo e maniera di rivendere questo locale perché devo rientrare dei soldi. Certo, ma che poi i soldi se li è presi lui gliel'aveva detto? No. E a questo punto suo fratello che fa? Prende i soldi, dottore, sistema noi, nel senso trovando una nuova casa, affrontando le spese e, sono sincero, lasciando un qualcosa ai miei, e in termine di un paio di giorni se ne va. E dove va? Allora, all'inizio lui mi diceva che sarebbe andato in Germania, all'inizio. Poi, dottore, giustamente per far stare tranquilla mia madre, ci vedevamo tramite videochiamate, andò invece a Barcellona, dove rimase 4 o 5 mesi. Non ricordo bene adesso quanto. Lei ha dichiarato sì che è partito un paio di giorni dopo questa operazione. Sì, sì. E poi lei, se non sbaglio, aspetti che trovo la dichiarazione, il 18 luglio dichiara: mio fratello è tornato da Barcellona 3 settimane fa, quindi maggio, giugno, luglio, 3 mesi. Io ho detto 3-4 tornato a fine giugno, più o meno. Sì, No. 3. Ma la domanda è perché va a Barcellona? Cioè, no, non a Barcellona in particolare, cioè perché se ne va all'estero? Se ne va perché era spaventato, nel senso, mi ha detto: io devo andare via. Mi disse ai miei anche, perché mia mamma pure spaventata, disse che guarda, io faccio sta cosa, so che facendo sta cosa però vi posso dare una casa, vi posso sistemare, però sono costretto per un periodo di tempo ad andare via perché pagherei, pensava che gli fosse fatto qualcosa, aveva paura, dottore. Ha detto: se lo vengono a sapere, quando lo verranno a sapere, ha detto, cioè. Ma di cosa temeva esattamente? Ma quello, dottore, non lo so, forse minacce, quello non sono sincero, non mi ha mai detto, temo,
di essere ammazzato, ma ha detto guarda io devo andare via perché sto facendo sta cosa e ho paura di subire minacce, questo. Dice io per un po' vado via. Che lei ha dichiarato avendo paura di ritorsioni. Ritorsioni, minacce, sì. Minaccia è un'altra cosa. Ah, sì. Ok, quindi suo fratello fa questa cosa e se ne va. Ci sono domande, Presidente? Chiedere che cosa intendeva per ritorsioni, visto che ha usato minacce e poi ha confermato ritorsioni. Cioè, ritorsioni, cosa temeva suo fratello? Insomma, un ragazzo di 40 anni che se ne scappa all'estero in 2 giorni. La frase del dottore fu se lo sanno ammazzano questi, cioè dice fatto una cosa talmente grave nei confronti loro, dice, questi mi ammazzeranno. Tutto, cioè, detto così non... È stato chiaro. Andiamo avanti. Quindi suo fratello prende i soldi, sì, sistema i debiti sì, di famiglia, sì, e se ne va a Barcellona. sì. A quel punto, che lei sappia, i Casamonica hanno mai saputo quello che era successo, cioè che suo fratello si era preso? Allora, sì, vennero a sapere dopo un po', vennero a sapere che il locale era stato venduto, la società era stata venduta. Allora, Il locale, non la società, il locale. Ovviamente questo è l'aspetto che a noi interessa di più, per cui faccia mente locale e ci spieghi, diciamo, senza omettere nulla, quello che è successo, cominciando dal momento, lei ha detto dopo un po', lei come lo sa che lo hanno saputo? Allora, Alessandro partì. Dopo una settimana, 2 settimane, iniziai a ricevere telefonate, sia io che mia mamma, perché avevano anche il numero di mia mamma, dicendomi ma Alessandro dov'è? Chi chiamava? Non ho capito. Scusi? Chi chiamava? Chi è che fece queste telefonate? Massimiliano. Massimiliano. Sì, appunto chiedendo dove fosse Alessandro, se sapevo qualcosa, se sapevo se era successo qualcosa, fino a che in una telefonata, io ricordo che ero con mia mamma proprio, ora di pranzo, perché per quello ricordo, eravamo a tavola, mi chiamò e mi chiese devi passare a casa mia perché so quello che è successo, so che tuo fratello si è venduto il ristorante, dovete passare a casa mia. Ecco, questa telefonata in cui la convocano, tra virgolette, a porta furba, rispetto al momento in cui era partito suo fratello, quando è avvenuto? Allora, Alessandro mi sembra sia partita ad aprile. Questo, dottore, bene non lo ricordo, forse maggio? Che lei ha dichiarato dopo circa 3-4 settimane dalla partenza di mio fratello, quindi maggio 2018. Vede, sì, ricordo, non fu subito, cioè non fu subito, sì. Quindi su quale telefono chiama Massimiliano, mi scusi? Non ricordo se sul mio o quello di mia mamma. Ed esattamente cosa dice? Mi dice appunto che sarei dovuto passare giù perché sapeva che il ristorante era stato venduto e che quindi sarei dovuto andare giù a parlare con lui. Lei solo, lei e sua madre? Chi è che con viene? Con mia mamma, scesi con mia mamma io. E quindi lei è andato con sua madre a Porta Furba? Sì. Ecco, ci racconti, dove siete andati esattamente? A casa di Massimiliano. A casa di Massimiliano, sì. A Porta Furba. Sì. Da chi siete stati ricevuti all'inizio? Chi c'era? Da Massimiliano. Da Massimiliano? Sì. Siete rimasti sempre voi 3 o poi è arrivato? No, da Massimiliano dopo qualche minuto è entrato l'altro fratello Giuseppe e dopo non so quanti altri minuti è entrato anche l'altro fratello ancora, Pasquale. Ecco, va bene, quindi c'erano pure Giuseppe e ha detto? Pasquale.
Le leggo questa dichiarazione che lei ha reso per capire se la conferma o se, come ha detto oggi, cioè che prima arriva Giuseppe e poi Pasquale, perché lei ha detto Massimiliano era da solo a casa, ma dopo nemmeno un minuto sono sopraggiunti i fratelli Giuseppe e Pasquale. Prima Giuseppe e Prima dopo qualche Giuseppe. altro minuto con Pasquale. Sì, saranno passati 5-10 minuti, dottore. Ok, va bene. Sì. Senta, quindi diciamo quelli interessati, fra virgolette, alla vicenda ristorante, lei ha detto all'inizio erano Massimiliano e Pasquale, no? Sì, sì, Oh, in questa situazione era presente anche Giuseppe. in questa sì. Oh, chi è dei tre che prende la parola e dice quello che deve dire? Insomma. Allora, io ricordo che all'inizio appunto stavamo parlando con Massimiliano, poi quando è entrato Giuseppe, anche sì, Giuseppe prende la parola dicendomi appunto guarda che sappiamo tutto, tuo fratello ti ha venduto vetro, ma Aspetti, sia chiaro per favore, perché Giuseppe che dice esattamente? che sapevano appunto che il ristorante era stato venduto e che Alessandro si era preso i soldi. E quindi? Io ho detto guarda, io non ho negato, sono sincero, dottore, perché ho detto guarda io non so nulla. Ho detto no, dobbiamo trovare una soluzione, o ci fai trovare tuo fratello, portami, tuo fratello starà nascosto da qualche parte, anche se poi io ricordo, dottore, di aver detto, sono sincero di avergli detto la verità, guardate che mio fratello non è in Italia. Aspetti, io voglio sapere la frase iniziale, ha detto che a un certo punto arriva Giuseppe e prende la parola lui. Sì, E dopo dice, un po' che allora nel frattempo quando io cercavo di dargli spiegazioni avevo anche mia madre che interveniva, nel senso che gli diceva guarda noi sappiamo solo che è partito, che è in Germania no aspetti, guardi, lei No, sta andando, nel senso, lei sta andando le- a un momento successivo, io sono fermo a un momento precedente, lei ha detto Giuseppe prende la parola e dice qua bisogna trovare una soluzione. Sì. Quelli volevano i soldi praticamente. sì, Oh, e la soluzione è quella che si era preso suo fratello. sì, Oh, e da voi che volevano, ha capito? Vi hanno volevano, detto qualcosa di... secondo me volevano arrivare a lui, nel senso, Aspetti, allora, le faccio la contestazione così ci chiariamo. Lei ha dichiarato, Giuseppe ha preso la parola dicendo che dovevamo trovare una soluzione, Sì. altrimenti testualmente ci avrebbe rimesso la famiglia, Sì. intendendo noi. Sì. Oh, e a questo punto voi dite che suo fratello non era in Italia. no, appunto, dottore, arrivare, allora, appunto lui chiede di trovare una soluzione a tutto, perché, Lui chi? Giuseppe? perché sennò altrimenti ci avrebbe rimesso la famiglia. Da lì prende appunto la parola mia madre, nel senso che comincia a parlare con lui dicendo guarda stai facendo pagare questa cosa a noi quando in realtà ha fatto tutto da solo e non capisco perché. Ha detto siamo venuti giù, ti stiamo dicendo la verità, ti stiamo dicendo che ci ha detto che, confermandogli anche mia mamma, gli ha detto guarda che non è in casa, Alessandro non sta in Italia. Ma loro non ci credevano che non... Assolutamente no. Oh, No. ricorda- Loro erano convinti che lui fosse da qualche amico a Roma, perché mi dicevano no, tuo fratello non è partito, tuo fratello sta qua. Ecco, ma ricorda se in qualche modo per come dire, rafforzare la loro tesi, cioè che suo fratello era in Italia, vi hanno fatto vedere qualcosa? No, quello no, mi hanno detto solo che tuo fratello non è partito, sapevano, non so come, sapevano che Alessandro, hanno detto non è uscito dall'Italia, lo sappiamo. Allora, guardi, perché lei ha dichiarato Massimiliano non ha creduto alle nostre parole e ci ha fatto vedere sul suo telefono un messaggio dove c'era scritto, se non sbaglio, non risulta espatriato o qualcosa di simile. Sì, Praticamente ha voluto farci intendere che qualcuno aveva fatto degli accertamenti su mio fratello. penso di sì, è vero sta cosa, dottore, la confermo, nel senso che io rimasi con mia madre perché dico, Quindi, ma rimasi sa perché? Perché uscendo gli dissi a mia madre, non so chi gliel'ha detto, aspetti, poi ci arriviamo a quando uscite. Quindi
finora abbiamo detto Giuseppe dice così, se no ci rimette la famiglia, voi dite guardate che è all'estero, Sì, Massimiliano vi fa vedere questo messaggio, a questo punto loro ci credono o insistono? no, non ci hanno creduto, no, dottore, no, loro mi hanno detto no, Alessandro è in Italia. Ma a quel punto vorrei sapere, cioè gli animi, cioè voi eravate Sì, gli animi a quel punto mia mamma, siccome appunto gli diceva, vabbè, cioè, io ti ho detto la verità, basta, nel senso, cioè, mandateci via, basta, io ti ho detto la verità, ti ho detto che non c'entriamo niente, ti ho detto, sono stata sincera, mandami via cortesemente. Ma in quella E da lì che si sono un po' scaldati gli animi, nel senso, Ecco, e descriva un po', in quella nel senso situazione hanno che ribadito... Giuseppe è andato verso mia madre e gli ha detto, guarda signora, no, qui dobbiamo trovare una soluzione perché ci stanno di mezzo i soldi, noi vogliamo rientrare i soldi. Ma quella affermazione iniziale, cioè se no ci rimette la famiglia, in questa situazione è stata ribadita o no? È stata ribadita quando non ci rimette la famiglia, ci disse nel momento in cui purtroppo mia madre stava sentendo poco bene, dottore, nel senso che si era spaventata parecchio, quindi stava seduta, si era un po' seduta sul divano, per non sentirsi ancora più male ha detto voglio andare a casa, mandatemi a casa perché non mi sto sentendo bene. Da lì è stato detto no, non uscite fino a che non troviamo una soluzione. Gli dissero, io poi sono sincero, stavo accanto a mia madre perché la vedevo che stava sentendosi male e sentii solo dire se no da qui non uscite vivi, signor. Va detto così. Senta, ma lei ha detto, visto che mia madre si stava Sì. sentendo, quindi è una cosa che lei ha notato con i suoi occhi? Sì, perché mia mamma è cardiopatica, diabetica, dallo spavento era diventata bianca come un foglio di carta e si era un po' accasciata, diciamo, sul divano, dicendogli guardate, mi sto agitando, non mi sto a sentire bene, mandateci a casa. Senta, lei poi stava descrivendo, diciamo, uno scambio di battute fra Giuseppe e sua madre, ma esattamente com'è che se Giuseppe si rivolge direttamente a sua madre, in che termini si rivolge, ha capito? Questo è un passaggio importante per noi. No, gli disse, guardi signora, io non so, allora aspetti, ora mi sembra di ricordargli, disse, guardi, io mi sono fatto 8 anni di carcere, quindi non sono scemo. Sotto questo punto, diciamo, Ma al di là di queste parole, sono state accompagnate da una gestualità particolare che ha beh, gli è andata un po' sotto, sì, diciamo gesticolando, dottore, gli è andata un po' sotto, tant'è vero che è da lì che lei si è spaventata di più, perché insomma, vedersi lui che andava incontro, lei... ma guardi, la descriva bene questa scena che penso sia indimenticabile. Gli è andata un po' sotto, che vuol dire? Da dove? Innanzitutto Giuseppe come era stava? seduto, quindi era seduto. Mia madre era a una distanza come tra me e lei, quindi tra me e seduta lei... già sul divano. Quindi aspetti, diamo atto, fra me e lei ci saranno 10 metri? Ah no, un po' di meno. Forse un di po' meno, no? Meno? Saranno un 5 metri forse. 5 5 metri fra me e lui? Ah, No, vabbè, sì, comunque, vabbè, lo ora spazio, comunque lo spazio tra la postazione del testimone e il banco del pubblico più o ministero. meno, dottore, lui era seduto su una sedia, mia madre già sul divano, si è alzato, è andato verso mia madre con fare un po' più minaccioso. Ma come? Io dica, perché lei ha dichiarato, Sì, si è alzato di scatto dalla sedia e si è quasi avventato su mia madre. sì, si è alzato con un fare più minaccioso andando verso mia mamma, gesticolando, andandogli un po' più sotto. Ecco, a quel punto sua madre, che già si stava sentendo poco... Si è accasciata sul divano e niente. Mamma Cioè? si è accasciata sul divano e gli ho detto io, guardando Massimiliano, gli ho detto ora vi chiedo solo sta cortesia, mandatemi a casa perché o mi mandate a casa o chiamate un'ambulanza perché io vi dico che si sta sentendo male mia mamma. Cioè, ma quindi parla lei, sua madre non parla più? No, non parlava più, dottore, perché
si era diciamo sdraiata con gli occhi chiusi perché aveva Cioè, ma ha avuto un mancamento, non ho capito. quasi, sì, dalla paura si è messa sul divano seduta, tant'è vero che vedendola così Massimiliano stesso gli ha preso un bicchiere d'acqua, gli ha detto bevi. E No, te vabbè, ne vai. no, vabbè, quello che devo dire lo dico, Ha ragione. Scusi, ha ragione. però cioè, siamo dovuti arrivare a un... Senta, ma aspetti un attimo, quindi, e quando sua madre si sente male, che ha quasi un mancamento, e lei dice per favore... Sì, o l'ho ci vado ad andare- pregati io. C'è stato qualcuno che vi ha risposto anche in quella situazione no, o immediatamente... Sì, purtroppo sì. E chi? In quel caso mi sembra Pasquale, sì, diciamo, salterò un po' di più, forse perché pensava che stessi dicendo una bugia, pensava che... Però non faccia le sue deduzioni, descriva la situazione. ok. E in quel frangente sì, si arrabbiò di più Pasquale. Ricorda se Pasquale in questa situazione, quindi con sua madre, se mi è svenuta sul divano, lei che dice pietà, fateci andare via, cosa le ha detto esattamente? No, dottore, sono E ha sincero. dichiarato: "Li ho implorati di farci andare via", ma Rocchi ha risposto testualmente: "Da qui non uscite finché non chiariamo la situazione". Sì, beh, l'ho detto, diciamo, Senta, ma lei in quella situazione ha avuto paura per sua madre? sì, ma solo perché dottore, sono al corrente delle patologie sì, perché poi, insomma, Senta, mia madre era diventata come un foglio, quindi Senta. vedevo che stava male. ma le posso fare una domanda? Ma lei perché porta sua madre, che è cardiopatica, a Porta No, Furba? le spiego, perché lei è voluta venire perché ha detto vengo con te, gli spiego, perché io, dottore, sono andato giù dicendo appunto la verità, cioè dicendo guardate mio fratello, e lei ha detto vengo con te perché magari in due, essendo anch'io la mamma, Cioè, perché non va a suo padre, ha capito? ma perché mio padre non è stato mai coinvolto in questa storia, in questa situazione. Se le dico che mio papà non sa neanche dov'era il ristorante, non è mai stato in quel ristorante, in quella via, mai. E perché non ci va con suo fratello piccolo? Dico, avrà capito il senso della mia domanda, no? Sì, perché glielo spiego, perché le dico che Paolo, mio fratello piccolo, non ne era neanche al corrente di chi fosse il ristorante. Ho capito, ma insomma, perché non ci va con qualcuno di diverso da una persona di 70 anni, Non lo so, cardiopatica e dottore, donna? perché lei anche era stata, diciamo, nell'ambito del ristorante, aveva lavorato anche lei qualche volta lì, mi ha detto no, ti accompagno, mi ha detto mia mamma, allora, nonostante c'hai figli di 45 anni, ancora la mamma chioccia, no? Nel senso che ha detto voglio stare con te, voglio venire con te, voglio star tranquilla che torni a casa, anche te, cioè torni a casa nel senso, cioè, Sì, voglio stare con te, E voglio lei- star tranquilla, e- pensava lei. E lei si è sentito, come dire, rassicurato dalla presenza anche di sua madre, piuttosto che andare da Da una solo? parte, guarda, da una parte sì, sono sincero, sì, sempre stata una donna forte. No, ma non nella vita. No, sì, no, le dico quella questo. situazione. Dico. Nella situazione sì, perché ho detto magari, sai, davanti a mia mamma avranno gli animi un po' più pacati. Sì, Senta, ma poi riuscite a uscire da questo? sì. Devo dire subito dopo, Cioè si sono resi conto che stava male davvero? sì, in quel momento sì, dal momento del bicchiere d'acqua, subito dopo sì. Cioè, ci hanno aperto, vai, ci hanno mandato via, sì. Senta, ma prima di andare via, cioè, deve andare via, come dire, vabbè, amici come No, prima o... allora, andiamo via e Massimiliano però mi dice guarda,
vai, andate, domani devi venire con me, perché ha detto io fa un giro, mi dici chi frequenta Alessandro, gli amici, perché ha detto io devo vedere dove sta. Perché appunto, dottore, non credevano che Alessandro non c'era. Va bene. E quindi poi l'indomani lei va con Massimiliano? No. Allora, dico questo, avvocato, io dall'indomani non rispondo più al telefono e neanche mia mamma. Non risponde semplicemente o... Non rispondo più ai messaggi, nel senso, non rispondo più ai messaggi, ti aspettavo, dovevi venire stamattina, dovevamo andare, io non rispondo più. Allora, E basta. Le faccio la domanda in modo più chiaro. Non risponde o spegne il telefono? Non rispondo, mi sembra, o... Che ha dichiarato, quando siamo usciti dal vicolo ho subito spento il mio telefono. lì per lì sì, uscito da casa sì, perché vabbè, sono un po' Ok. spaventato, ho detto spingiamo il telefono in modo che... E poi quando lo riaccende adotta qualche altra cautela per non essere, come dire, contattato? Sempre con riferimento al telefono. Se ricordo cambiai numero. Ha Sì. cambiato numero. Sì. Sua madre è stata contattata? Visto che con lei non riuscivano a mettersi in contatto. Mia madre mi sembra in seguito, dottore, mi sembra in seguito. Lei ha dichiarato effettivamente il giorno dopo Massimiliano, Sì. non vedendomi arrivare... Aspetti, che sta rispondendo, vediamo. Quello, appunto, volevo finire, dottore. In seguito, sì, ora non ricordavo subito il giorno dopo sapevo che avevo un appuntamento con lui a cui non sono andato, e lui mi sembra chiamò mia mamma e mia mamma presa diciamo da paura, non ce la faceva più, ha detto guarda, ha detto basta, ha detto te lo dico, non mi costringe a fare cose che non voglio fare, lasciaci sta, la verità te l'abbiamo detta, Alessandro non c'è, non mi costringe a dover andare a denunciare. Mi ricordo che gli disse così, se non sbaglio, se non ricordo male. Si ha detto in modo un po' più, diciamo, diretto, cioè ha detto mia madre ha risposto che non doveva più cercarci perché altrimenti avremmo fatto una denuncia. Sì, Vabbè, senza lo stesso. sì, Vabbè, no, dottore, sì, quello. sono sfumature, vabbè. No, Va bene, va no. Mia mamma, io appunto cambiando numero, lui aveva come referente, gli era rimasta mia mamma, chiamò e lei gli disse non basta, non ce la facciamo più, non mi costringe a andare a denunciare la cosa. Da lì non... Senta, lei è stato sentito dai carabinieri il 18 luglio del 2018. A seguito di quelle dichiarazioni ha avuto paura o no? Allora, è chiaro, dottore, fino a che non è successo, insomma, che sono stati presi, compreso Alessandro, è chiaro che scendi da casa, un po' di timore ce l'hai, nel senso, le spalle te le guardi un attimino. Sì, non lo nego, sì. Poi sono sincero, andando appunto dai carabinieri a Frascati, spiegando la storia, da lì diciamo siamo stati un po' meglio, cioè ci eravamo liberati di un peso, dicendo la verità di quello che era successo anche a loro, tutto qua. Senta, scusi, suo fratello di questa storia l'ha saputa? Cioè questo che era successo a Porta... Sì, le spiego anche perché è chiaro che quel periodo, nonostante per carità ci avesse aiutato, gli ho detto io però, cioè ci hai aiutato, grazie, però stiamo ripagando, ma a livello solo paura, quello che hai fatto. Allora gli dicevo sempre, anche nell'ultima videochiamata, gli dissi guarda che siamo dovuti andare giù, abbiamo subito questo, o torni,
più volte gli ho detto torna e cerca di sistemare la cosa te, non ci fa, sapendo che sai come sta mamma, non ci fa sta a vivere in queste condizioni, che devo stare col pensiero di scendere, devo stare col pensiero che magari mamma e papà vanno a fare la spesa, gli succede qualcosa, gli ho detto fai qualcosa. Lei ha detto, poi questa è l'ultima domanda che le faccio, lei ha già detto che suo fratello torna 3 settimane prima di essere arrestato. Sì. Quindi ci sono 3 settimane in cui suo fratello è a Roma e avete la possibilità insomma anche di incontrarvi e di parlare. In quel periodo lei ci ha parlato, le ha spiegato per bene? Allora, poco, a parte dottore, come torno a ripetere, facendo le videochiamate già era al corrente di tutto quello che era successo. Io in quel periodo convivevo con la mia ex compagna, quindi quando è venuto ci siamo frequentati ben poco, molto poco. So solo che quando è venuto si rimise a lavorare per la persona dove lavorava, non so, un paio d'anni prima con le macchine, dicendo che sarebbe stato lì, avrebbe continuato così con le macchine, volendo star fuori di... Sì, no, io volevo sapere, comunque, perché gliel'ha detto a Roma o perché gliel'ha detto in una videochiamata, lei gli ha spiegato bene a suo fratello quello che era successo? Come no? Sì, gli dissi in una videochiamata, anche mia mamma dice guarda non ce la facciamo più, gli abbiamo fatto presente che eravamo stati a casa, che avevamo subito quello che avevamo subito e che appunto mia mamma gli disse che era dovuta arrivare a dirgli della denuncia. Sì, ne era al corrente. Cioè che sua madre si era sentita male? Sì, come no. Gli dissi tutto, perché sì. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Parti civili hanno domande? Solo chiarimento, Presidente. Buongiorno, signor Buongiorno. Sono l'avvocato Murro della Regione Lazio, costituita parte civile in questo processo. Sì. Un solo approfondimento. Quando lei videochiama suo fratello che sta in Spagna, mettendolo al corrente di quello che era successo, lo implora di fare qualcosa in mente sua, che cosa voleva che facesse? Io? Sì. Nei confronti di mio fratello? Si prendesse la responsabilità, come del gesto che aveva fatto, di tornare, come ho detto ora, perché pur ringraziandolo della situazione che tra virgolette ci aveva risolto, se noi miei erano uno da mia zia, uno da un'altra mia zia, di prendersi... Ma che vuol dire? Tornare, prendersi... Tornare e dire quello che aveva fatto, nel senso che comunque sia quella cosa in quel momento la stavamo ripagando io e mia mamma. Lui però i soldi non li aveva più. Lui è tornato, no, perché li ha usati per campare lì. Quindi lei sostanzialmente lo implorava di tornare per andare da Casa Monica a dire quello che era successo. Certo, o di andare e trovare una soluzione a quello che aveva fatto. Come, non lo so, come magari vado a lavorare e ti ridò un po' alla volta, ho fatto... Quando è tornato a Roma, lei l'ha incontrato anche se per poco, sì. Lui ha confermato che è tornato a Roma grazie a questa sua telefonata. Lui è tornato a Roma perché preso dalla preoccupazione, perché uno dalla preoccupazione e due perché comunque sia in Spagna non è che lavorasse o che facesse un qualcosa, quindi forse anche per una questione economica, che nel senso io vado lì, ho 2 soldi, fino a che ho i 2 soldi... Vorrei che lei riferisse quello che sta per certo, nel senso, o perché gli ha detto No, suo fratello è tornato- ascolti, o perché lei l'ha desunto da circostanze e comportamenti obiettivi, ha capito? No, cioè allora, l'atteggiamento di suo signor fratello, giudice, lui è- ascolti, mi faccia finire, se no non registriamo la Scusi, domanda, le scusi. finalità del ritorno, che è la domanda che le ha chiesto la parte civile, lei queste cose che sta dicendo le sa perché gliel'ha detto suo fratello, gli ha esplicitato le ragioni del suo rientrato, Allora, il suo stato no, io d'animo, dico- ha capito? Questo vorrei che fosse preciso, Dico questo, indicarci signor quali giudice, sono le sue fonti di conoscenza su questo aspetto. Dico questo, lui è tornato perché le ultime videochiamate
piangeva di sta cosa e ha detto io non ce la faccio più neanche a stare qua, voglio tornare, però era un po' frenato perché aveva paura, quindi ha detto io voglio tornare perché voglio stare accanto a Ecco, mia. questa era la cosa. Lei ha capito che era impaurito comunque, Sì, beh, sì. anche pur avendo deciso di ritornare, diciamo, sul luogo. Beh, sì, ha detto, cioè lui mi disse, è chiaro, torno, devo stare con 100 occhi, perché Era intimorito. sì, Va bene, nessun'altra domanda. Parti civili, domande? Nessuna? Bene, prego la difesa allora. Sì, grazie. Buongiorno. signor buongiorno. Bonilauri, sono l'avvocato Naso e difendo alcuni degli imputati di questo procedimento. Senta, tornando su alcuni punti della sua deposizione, Sì, in relazione alla sua conoscenza iniziale con Massimiliano Casamonica, ha riferito di averlo conosciuto come cliente del presso i ristoranti, sì, presso il quale lei lavorava. sì. Ma i vostri rapporti com'erano? Di che natura erano? Era un cameriere, avvocato, nel senso, Sì, lei era un cameriere, Massimiliano Era un cliente. cliente. Poi però è arrivata una proposta da parte di Massimiliano, sì, quindi i rapporti si saranno un minimo evoluti nel corso degli anni. evoluti. Cioè la domanda è come mai rivolge a lei, no, la richiesta di sapere se c'era qualcuno interessato perché voleva perché, rilevare allora, un ristorante, perché si rivolge proprio a lei su un aspetto sì, più perché io mi personale. confidavo quando veniva che cioè, faccio il cameriere con una certa passione, mi piace Sì. stare a livello ristorazione e lui ogni tanto parlavamo di questa cosa e mi ha detto ma sai, anch'io vorrei aprire un localetto, che dici, come vanno i locali, lavorano in questo periodo, non lavorano, secondo te? Io ho Quindi detto, era nata una certa confidenza tra di voi? se si può chiamare confidenza, no? Beh, per arrivare Ma- da un rapporto io parlavo con cameriere-cliente... lui. Aspetta, chiedo scusa. faccia finire, Ok. se no Dico, faccia per finire la domanda. arrivare da un rapporto cameriere-cliente a conversazioni che portano addirittura a una proposta di fare un'attività insieme, un minimo di confidenza sarà nato. Se vogliamo chiamarla confidenza, avvocato. Cioè, E se no, la chiami lei. no, le spiego questo, nel senso che questo tipo di confidenza l'avevo con anche altri clienti, nel senso... Sì, ma questo cioè, non lo metto in dubbio. Parlavo in modo tranquillo anche con lui, nel senso che non ho mai fatto distinzione tra cliente e cliente. Poi avevo confidenza con altri clienti, tra l'altro era un ristorante frequentato da costruttori, da avvocati, erano 2 anni che ero lì, anche loro stessi mi avevano preso a ben volere, quindi parlo di clienti non loro. Sì. E quindi usavo la confidenza che davo a lui e anche agli altri. Tutto qua. Bene, però non so se anche gli altri le hanno poi proposto di fare un'attività insieme. No, Ecco. stiamo parlando di costruttori, di avvocati. Cioè. Ecco, appunto, quello dicevo. Invece Massimiliano la fa a lei. Signano mi ha detto che aveva sta cosa anche lui, st'idea di voler aprire il Perfetto. locale, Perfetto. tutto qua. Ma quando le fa questa proposta, lei sapeva chi era? Sì, Sapeva che era Massimiliano Casamonica? sì, Quindi aveva un'idea di come potesse vivere Massimiliano Casamonica? sì. Quindi Sì. questo all'epoca, quando lui le fece questa proposta, non le ha creato scrupoli di qualche genere? Personalmente a me no, avvocato, perché io comunque sia, avevo il mio lavoro, avevo la mia indipendenza, no, non mi ha creato nulla a me. Nel senso, io ho continuato a continuare a lavorare lì. Poi, come ha detto il dottor Mosarò, ne parlai con mio fratello che era in difficoltà e lui, mi disse, oddio, è un localetto, dice, sai, sto passando un periodo
brutto, economico, non c'ho soldi, non lavoro. Ho detto fai te, mettiti in contatto e a te. Io... Quindi ha visto in questa proposta una possibilità per lui, suo fratello? Sì, io non è che ne abbia giovato così tanto perché pagare non venivo pagato e quello che ha fatto l'ha fatto lui, i soldi se ci ha aiutato, per carità, torno a ripeterlo, ha aiutato la famiglia, per carità, ma io personalmente non è che abbia poi... No, vabbè, ma questo poi lo vediamo dopo. Sente, quando è arrivata questa proposta da parte di Massimiliano, lei aveva già avuto quei contatti per approvvigionarsi di sostanza stupefacente? Succedeva già. Già succedeva? Sì. Quindi lei sapeva che alcuni componenti della famiglia Sì. svolgevano questo tipo di attività? Sì. Lo sapeva? Sì. Sì. Poi ha anche detto che Massimiliano ha chiesto a suo fratello di intestarsi lui la società perché lui, visto il cognome o visto altro, non poteva farlo. Sì. È così? Sì. Ma di questo aspetto suo fratello ne ha parlato con lei? Ma scusi avvocato, non è che sapevo che una persona come lui non si sarebbe potuto, ma solo, questa è una cosa, non sto dicendo, penso forse per dei controlli, insomma si viene a sapere che quello è il ristorante di uno di loro. No, ma io infatti è proprio questo che voglio sapere, cioè sia lei che suo fratello sapevate che Certo, stavate... perché mio fratello mi disse, è chiaro che dal momento che si apre una determinata attività sarò io a dovermi intestare tutto. Ecco, quindi era una cosa... come proprietario, come Era una cosa di cui eravate consapevoli entrambi e che avete accettato entrambi. Adesso lei in realtà poi io non è che l'ho accettato io, è lui che l'ha accettato. Assolutamente, però lei diciamo ha fatto da tramite per questo rapporto. Il mio tramite, avvocato, non è stato altro che dirgli lui ha questa idea, se vuoi, e poi mi sono tirato fuori, nel senso che poi... Certo, però lei ha... Neanche il nome della società è stato deciso tutto da lui. Sicuramente, però lei ha pensato, quando Massimiliano fa questa proposta, a suo fratello, cioè a una persona intima, di famiglia, alla quale vuole bene. No, io ne ho solo parlato. Ecco, sì, non è che dico, no, non è che quel giorno, avvocato, io gli ho detto a Massimiliano, sì, ok, te lo trovo io. Detto in modo... Assolutamente, lei ha parlato a suo fratello dicendo guarda che c'è questa persona che vorrebbe avere un'attività, ti interessa? Sì. Ecco. E lui poi si è messo d'accordo, hanno fatto tutto loro. E in quel momento nessuno di voi due ha sollevato dubbi o ha avuto timori di entrare in attività con Massimiliano Casamonica? Io, torno a ripetere, lavoravo, avvocato, quindi... Sì, lei lavorava, però lei stava dando indicazioni a suo fratello, che non è uno sconosciuto per lei, giusto? Mio fratello, quindi io stavo dando delle indicazioni. Mi faccia finire, se no poi ci accavalliamo e non si sente bene. Dico, lei è vero che ci ha solo lavorato, però lei ha indicato a Massimiliano Casamonica suo fratello, cioè una persona alla quale lei è molto legato, quantomeno da vincoli di sangue, quindi non è che ha detto lo dico a uno sconosciuto, poi io me ne disinteresso, problemi loro, no, l'ha detto a suo fratello. Ecco. Quindi in quel momento lei non ha avuto alcun tipo di timore a indicare a suo fratello Massimiliano come interlocutore per... No, in quel momento no, parlando con mio fratello gli ho detto sai che lui c'ha st'idea, però è una cosa... detta è morta lì, nel senso io ho solo detto guarda... non è morta lì, poi l'hanno aperta l'attività. Ma non è, avvocato, che io sono andato da mio fratello e gli ho detto tu, fallo tu, apriti il ristorante tu. Gliel'ha suggerito e suo fratello poi ha accettato. E suo fratello poi ha accettato. Certo. E lei pure perché ci ha lavorato. Non è che io, stiamo parlando comunque sia non di un bambino che
l'ho dovuto convincere io gliel'ho detto, lui poi l'ha fatto. Ma questo è chiarissimo, signor Bonilauri, però lei non si è fatto alcun tipo di scrupolo a dirglielo a suo fratello. No, Quindi sono in quel sincero, tipo no, di nel senso no. Ecco, quindi in quel tipo di contatto tra suo fratello e Massimiliano Casamonica lei non ha visto nulla di male né nulla di allarmante in quel momento, è così? Sì. Bene. Tutto, sì. E quando Massimiliano fa questa proposta le dice io metto la parte economica, io metto i soldi, però mi serve qualcun altro che Certo, lavori con me e mi Certo. faccia da copertura? certo, gli Questo disse, gliel'ha detto? non a me, No, allora l'ha detto a suo fratello. certo, io sapevo tutto tramite mio fratello. Perfetto. È chiaro che, stando economicamente disastrato, è chiaro che gli ha detto, guarda, tu non devi far altro che intestarti la società. E i soldi li metto per il io. resto, sì, Quindi- ci penso io. Quindi gli accordi tra di loro erano questi, io metto i soldi e tu ti intesti la società. Sì. È così? Certo, Erano noti sin dall'inizio. certo. Benissimo. Senta, poi non ho capito bene, perché lei sul punto non è stato chiarissimo, sul presunto coinvolgimento in questo investimento, in questa attività di Rochi, che sarebbe il soprannome di Pasquale, corretto? Sì, Uno sì. dei fratelli. Sì. Perché lei inizialmente ha detto non lo so, poi nelle dichiarazioni che le ha letto il pubblico ministero No, invece dice io- così. Allora lei su questo cosa sa? So che, come ho detto al pubblico ministero, mio fratello mi diceva che erano, perché sentiva forse loro parlare, ora non lo so, avvocato, che i soldi erano di Pasquale. Quello. Questo quindi gliel'ha riferito suo fratello? Nei termini che ci sta dicendo adesso? Sì. Cioè li ho sentiti parlare o era una sua deduzione? Lui mi ha detto, guarda, io so che, così, mi ha detto, io so che i soldi sono di Rochi, di Pasquale. Sì, Quindi lei questo ha, questo elemento, cioè il riferito da parte di suo fratello. sì, Non ha altri elementi per Assolutamente. ancorare questa circostanza? no, no. Senta, in relazione all'attività che lei ha svolto come cameriere, nei limiti in cui questo ristorante ha lavorato, lei, non ho capito bene, è stato pagato o no? Come ho detto prima, se il ristorante lavorava, venivo pagato. Se il ristorante stava 3-4 giorni senza fare un coperto, Ma per non lui- ha detto che praticamente il ristorante non ha lavorato? sì, Eh. quelle poche volte, io ho detto al pubblico ministero, quelle poche volte, diciamo, che c'è stato un qualcuno, sono sincero, sono stato pagato. Ah, bene. Perché poi ho spiegato che non andavo più, perché sentirmi dire il Sì, ristorante sì, non questo ha è chiaro. lavorato, che cosa hai fatto? Se non ha lavorato, di conseguenza tu non hai lavorato. E ho detto no, a sto punto sto a casa. Ma la sua sarebbe stata un'occupazione fissa in questo ristorante o saltuaria a seconda del bisogno? Io andavo se mio fratello mi chiamava e mi diceva guarda c'è un tavolo da 4, da 6, se ti va di venire. Alcune volte neanche sono andato. Ma quindi è suo fratello che la chiamava Per dirmi? per lavorare nel ristorante? No, il primo periodo andavo io. Cioè lei l'accordo per iniziare la sua prestazione lavorativa in questo ristorante, con chi l'ha preso? L'avevo preso con mio fratello e con Massimiliano, perché Ah, Massimiliano anche con sapeva Massimiliano? che cucinavo, perché Sì. sono stato anche in cucina, Quindi e di vi siete conseguenza mi ha visti? detto ti va di... Vi siete incontrati? Lei, Massimiliano e suo fratello per discutere di No, questo? tramite mio fratello, mi ha detto ora... ti va- Allora, c'era o non c'era Massimiliano? No, Massimiliano aveva proposto a mio fratello di dire guarda, senti tuo fratello se la sente di venire a cucinare. Mm. E andavo fino a quando, come torno a ripetere, Sì, sì, questo ce l'ha detto. Quindi dico, Massimiliano l'ha detto a suo fratello sì, e suo fratello sì, l'ha detto a lei? Sì, e sono andato giù. E che accordi economici avevate?
che ora sinceramente la cifra giornaliera non la ricordo, avvocato. Avevamo pattuito con mio fratello mi diceva guarda se vieni giù ti faccio da tot. Ora la cifra, sono sincero, non la ricordo pattuita. Non la ricorda, ma quella che le aveva detto suo fratello poi nei pochi Ma giorni non mi è stata mai pattuita. in cui il ristorante ha lavorato le è stata data o no? Un forfait, avvocato, nel Forfait. senso hai fatto 3 giorni, intanto tieni, prenditi 200 euro, prenditi 150. E chi lo diceva prenditi? Suo fratello? Mio fratello mi diceva guarda intanto mi ha dato questo, prenditi questi. Poi da lì ho detto no, basta. Ha detto no, basta perché il Basta ristorante perché non lavorava? no, perché come torno a ripetere, avvocato, se devo stare 15 ore dentro un posto che non lavora, ma non per colpa mia, e non essere retribuito, sto a casa. Perché lei in quel periodo era senza lavoro? Purtroppo sì, nonostante mi sono sempre dato da fare a chiedere, perché sapevo che tanto quel ristorante andava così, era destinato secondo me ad andare così. Vabbè, questo l'ha scoperto dopo, non è che lo poteva sapere prima che sarebbe andato male? O già lei lo sospettava? Ma io vedendolo, quando me lo fece vedere mio fratello, gli dissi guarda, sinceramente a me sta via non promette nulla di che. Poi parlando con altri ragazzi che avevano dei locali lì, dice, nonostante la via disti 15 metri, 20 metri dalla piazza di Campo di Fiori, però dice purtroppo siete su una via, neanche le vie principali, faccio un esempio, via dei Giubbonari, via del Governo Vecchio, che collegano direttamente sulla piazza, siete in una via parallela a una delle vie principali dove non passa gente. Il ristorante l'ha dimostrato, difatti. Ho capito. Senta, poi ha fatto riferimento a un pranzo Sì. che si è svolto dalla famiglia Casamonica Sì. presso questo ristorante. Sì. Ricorda se venne pagato? Quel giorno no, non ricordo. Non lo ricorda? No, perché cucinai e andai via io. Pomeriggio cucinai e lasciai, no, mio fratello, lasciai mio fratello a sistemare, Vabbè, io non andai se lo via. ricorda, insomma. Non me lo ricordo, no. Senta, ma al di là della sua attività di cameriere, per cui ci ha riferito di avere questa passione Sì, e che svolge da tanti anni, ma lei e suo fratello avevate esperienza nell'ambito della gestione di un ristorante, che è cosa No. diversa dal fare il cameriere? no, Ecco. no, Nessuno di voi due ce l'aveva? no. Lui anche un periodo lavorò, anche lui per un breve periodo lavorò con me all'archeologia, ristorante, ma a livello non sapevamo gestire, cioè io sono stato 15 anni, un po' i meccanismi li avevo tra virgolette capiti, ma non mi sono mai ritenuto un ristoratore. È stata una cosa improvvisata anche per me. Lei, ecco, è stata cioè una io cosa... ho detto più di dirti determinate cose, una stupidaggine, posso dire, devo poter andare a comprare il pesce, che vino abbinarci, queste cose qua non sapevo. Non è che Quindi lei dice è stata una cosa improvvisata, ma che lei sappia Massimiliano Casamonica aveva esperienza nel settore della gestione di non ristoranti? penso. No, non penso. Non lo sa? No, Quindi è stato un po' un salto nel buio il vostro, un azzardo? sì. 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 Senta, poi ha riferito che Massimiliano voleva essere messo al corrente degli incassi, Sì. delle spese e via dicendo, Sì. e che voleva un resoconto da parte di suo fratello. Sì, ho assistito a videochiamate.
Ha assistito in videochiamate che No, ho faceva... assistito a videochiamate fatte magari, ecco, delle sere da Massimiliano, che gli diceva magari mi fai vedere il ristorante, state lavorando, state lavorando, quindi voleva una conferma che realmente il ristorante fosse vuoto e che magari Alessandro non stesse facendo, dico, impicci, Sì. non dicendogli guarda c'è un tavolo da 10, c'è un tavolo da 5, cioè, Sì, infatti io le chiedo questo perché lei ha, nelle sommarie informazioni che ha reso ai carabinieri Sì? di Frascati, ha utilizzato proprio un'espressione che suo fratello si sentiva con il fiato sul collo da parte di Massimiliano. In quei momenti sì, avvocato, nel senso che... Ma allora, si lamentava di questo con lei? sì, perché cioè, allora, se io accetto che tu sia proprietario di una società che voglio io, che sto aprendo io, penso ci debba essere anche un rapporto un po' di fiducia, no? E in quel momento forse l'unica cosa che non c'era era la fiducia, perché comunque sia, se ricevo una videochiamata dove mi viene detto di inquadrare il ristorante per vedere se c'è gente o non c'è gente, penso che di fiducia ce ne sia ben poca lì. Quindi sì, dice, se devo stare così, premetto, poi si lamentava pure la cosa, dice devo stare così senza neanche ricevere in soldo, quindi... E che lei sappia, ne ha mai discusso suo fratello con Massimiliano di questo aspetto? Non lo so. Non lo sa. No. Lei non ha mai assistito No, a questo no. a dialoghi su questo? No. Senta, invece lei conosceva gli accordi economici che c'erano tra Massimiliano e suo fratello in merito all'attività che gestivano insieme? No, sono sincero, avvocato, no. Non ho mai chiesto a mio fratello quanto prendi, quanto ti dà. No, quanto no, però No. non si è No. mai interessato sui suoi eventuali assolutamente no. guadagni. Lui Assolutamente no, avvocato, non ho mai chiesto a Alessandro quanto percepisci, ti dà qualcosa, no. Lui non si è mai lamentato con lei del fatto che non incassava perché il ristorante andava Si è male? lamentato che anche verso la fine, quando si è trovato costretto a fare sta cosa, ha detto non ho mai preso soldi io. Quelli che mi dava te li davo ogni tanto a te e basta. No, Però non sa quali erano i loro accordi? assolutamente no. Ho capito. Senta, poi arriviamo all'operazione che fa suo fratello di cedere l'attività. Sì, Allora, innanzitutto le chiedo, ma lei quando l'ha saputo Sì. dell'esistenza di questa operazione, prima che venisse fatta o a cose fatte? prima, perché c'era stato anche da parte di Massimiliano l'interesse di dire ad Alessandro trova a vendere il ristorante. Bene, prova Quindi a lui mi ha vendere... detto, come ho detto, io da novembre non so più andato, avvocato, quindi in quei mesi era stato incaricato da Massimiliano di vendere il ristorante. Benissimo, quindi Massimiliano aveva detto le cose non vanno, vendiamolo. Poi suo fratello lo vende senza dire nulla a Massimiliano e si prende i soldi. Sì. Ecco, lei di questa operazione, Sì. che lei nelle sommarie informazioni ricorda come l'ha definita, se no glielo leggo io. No, come... Lei ha detto ha fatto un'operazione commerciale irregolare. Io Sì, ho detto un'operazione commerciale irregolare. irregolare. Proprio per questo e per aiutare noi, dato che dovevamo uscire dalla vecchia casa in via Comandini, Ubaldo Comandini, cioè lei, sua madre guardi, e suo avvocato, padre. posso dirle che... Aspetti, Ah, devo prima sì. finirle di leggere. Avendo uno sfratto esecutivo, Sì, nei primi mesi di aprile di quest'anno ha fatto, e sta parlando di suo fratello, un'operazione commerciale irregolare.
Guardi. E lei si sta riferendo alla vendita dell'attività Però posso dire- all'insaputa finire, di Massimiliano. All'insaputa di Massimiliano. Quindi lei l'ha definita un'operazione commerciale irregolare. Posso? Sì. Allora, non dovrei, ma lo giuro sui miei nipoti. Aspetti che non la capisco. Non dovrei perché sembra da bambino, ma lo giuro sui miei nipoti, io non ho mai detto ha fatto un'operazione irregolare. Guardi, non giuri sulla testa dei No, suoi le nipoti spiego perché io le come ho ho detto al letto- pubblico ministero, io avvocato, le ho detto letto quello che Io- lei Sì, ha però- dichiarato ai Sì, carabinieri. però ma facciamolo non chiarire. in questo modo, avvocato. così è scritto. Non con queste parole. Le Scusi, parole sono le sue, lei ha messo una firma qui sotto. ma non in questo modo Sì, irregolare. in questo modo, Io irregolare. ho dichiarato spontaneamente Irregolare. ai carabinieri che Alessandro ha venduto il ristorante, si è preso i soldi, come ho detto anche al pubblico ministero, ci ha aiutato e poi se n'è andato. Ma Ma forse- non mi sembra di aver detto, ma irregolare può stare nel senso anche che è irregolare, è chiaro, ti sei appropriato di una cosa. Ma infatti, guardi io ricordo, avvocato, di non averlo detto in modo irregolare. Ricorda male perché qui c'è Perché, scritto cioè, così. ho detto tutto finora, non è che dico irregolare, non è che Vabbè, ma il senso del suo discorso però è quello, no? Nel senso, lei ha detto lui Ma era sì, solo, sì, signor scusi, giudice. era solo fittiziamente intestatario di quella società, quindi se avesse dovuto rispettare gli accordi Certo, commerciali sottostanti avrebbe dovuto vendere e dare i soldi Certo, e poi certo. regolare il suo rapporto Sì. economico diversamente. Quindi lei non ha usato la parola irregolare, ma No, il quello senso volevo dire. dell'operazione Guardi, è chiaro, signor non ci sono giudice, dubbi su Presidente, questo. leggo, proseguo Sì. nella contestazione Sì. così forse capisce anche cosa intendeva dire Sì. lei. Cioè lei dopo aver detto operazione commerciale irregolare dice praticamente all'insaputa dei Casamonica, spacciandosi come il titolare, ha contrattato la gestione del ristorante a terzi, a me non conosciuti, Sì. incassando 23 o 25 mila euro. Sì. Quindi forse lei si riferiva a questo, cioè che suo fratello si è spacciato per il titolare. Ma in realtà lo era. Ha ceduto Cioè, e sì, certo, in sulla realtà lo carta- era. In realtà lo in era. realtà lo era. Però Poi, ha ceduto io- senza dire nulla Sì, ai Casamonica confermo. e si è tenuti i soldi. Sì, è Quindi quello che ho forse detto. si riferiva a questo lei sì, quando dice ma irregolare. poi premetto, sono passati 3 anni. Io non mi sembra di aver usato la parola irregolare. Ma guardi che i carabinieri possono verbalizzare male, io sono la prima a sostenerlo. Per Anche se sto confermando però il tutto. senso- Forse, ecco, come dice Portare. Allora, se Però- è un riferito testuale, un conto, se è una verbalizzazione in via riassuntiva, l'importante è che sia chiaro quello No, che è questo avvenuto. è quello testuale. io sì. Sì, no, non è testuale nel riassuntivo. senso... come non è riassuntivo? Mica è è sempre sono sempre verbali in Ah, ce l'ha? formato No, riassuntivo. quello le chiedeva il Presidente. Se non ce l'abbiamo io a questo devo fare Sì, riferimento. Vabbè, però scusate, le regole del codice, no? Cioè sono verbalizzazioni in forma riassuntiva, non sono verbalizzazioni in forma integrale, almeno da Ma quello che mi integrali non li costa. abbiamo perché non c'è E mai la appunto registrazione. è quello che c'è tutte le volte, sono sempre delle verbalizzazioni, poi può essere, Ma infatti, no? assolutamente, siamo Cioè stiamo d'accordo. parlando di cose che conosciamo, il testo lo confondiamo anche così perché lui non comprende questa diatriba. Il senso importante però è che lui confermi diciamo, l'operazione e la sua dinamica, come Sì, si è svolta. sì, signor giudice. E Io questo mi sembra che non ci siano No, contrasti su assolutamente. questo. Confermo che ha fatto questo, sì, l'ha venduta all'insaputa, ma l'ho detto, si è tenuto i soldi. Ascolti, da un punto di vista, lo dico a lei così in modo che si tranquillizza, non c'è un'accezione particolare, è chiaro che rispetto ai rapporti economici e giuridici sottostanti reali, ok? Sì. Ovviamente è irregolare perché il vero proprietario No, non era per suo fratello. carità, signor Dal giudice. punto di vista Ma no, formale, ascolti, Sì. di intestazione formale lo era e quindi era abilitato a vendere perché il terzo non poteva sapere, no? Certo. I rapporti sottostanti. In questo senso irregolare. Sì, sì. Insomma. No, ok. Vabbè, Ecco, prego. e lei di questa operazione, Sì? poi definiamola o non definiamola, ma comunque che suo fratello vende a terzi e si incassa i soldi, lei quando l'ha saputo? Lo stesso giorno in cui ha avuto l'appuntamento con questi ragazzi. Ah, ecco, questo 2 volevo giorni sapere. prima, nel senso che questo signore che ha fatto da tramite, Sì. che come torna a ripetere mi sembra sia lo stesso che gli fece Sì. trovare il locale, Sì. che 2 giorni prima mi disse ci sono dei ragazzi interessati.
E 2 giorni dopo è andata in porto la cosa. Benissimo, ma suo fratello le ha detto che era sua intenzione tenersi l'incasso e non dire nulla a Massimiliano? Me l'ha detto il giorno che ha preso i soldi. Il giorno che ha preso i soldi, cioè cosa le ha detto? Mi ha detto aiuto il più possibile mamma e papà, nel senso affrontando le spese di Sì. casa, lascio un qualcosa a mamma per Sì. poter andare avanti e vado via. E Vado via, devo andare via. vado via a fare cosa? Devo andare via perché si sentiva in quel momento forse in pericolo. Vado via, dice non posso stare qua dopo quello che ho fatto. E lei che cosa gli ha detto? Nulla di in particolare. Gli ho detto fa quello che credi. È chiaro che poi più avanti non sapevo di quello a cui sarei andato incontro io e mia mamma. Gli ho detto guarda, se te la senti torna e cerca di chiarire sta cosa. Ma all'inizio nulla. Ma perché? Perché anch'io ero preoccupato per i miei, perché c'era uno sfratto esecutivo, c'era la possibilità che uno sarebbe andato da una mia zia, uno da un'altra parte. Quindi lì per lì, come dire, ha accettato questa cosa e il fatto che Sì. lui vi avrebbe potuto dare questi soldi? Sì, accettato. Non ho detto nulla, ho detto Non ha detto nulla, ma li ha dati a lei che poi li ha dati a sua mamma? assolutamente. Li ha dati direttamente a sua mia mamma? mamma ha pensato a trovare casa, appunto a sistemare tutte le questioni economiche dovute, l'affitto, la caparra, poi ha lasciato dei soldi a mia mamma e è andato via. Senta, ma lei in quel momento non ha detto a suo fratello, ma scusa, i soldi li aveva messi Massimiliano, tu adesso li stai incassando? Ma guardi, in quel momento... E allora se la metà te la prendi tu, l'altra dalla a Massimiliano? Ma no, perché lui sapeva che non avrebbe mai accettato una cifra così, posso dire, irrisoria, nel senso... E questo come lo sa? Se investo 25 per prenderne 22... Lei come lo sa questo? perché me l'ha detto lui, ha detto che gli vado a dire che l'ho venduto... Quindi ne avete parlato di questo? Lei ha detto no, non gli ho detto niente, non ho ritenuto, invece ne avete No, parlato? allora, magari, no, noi abbiamo parlato nel senso che quando lui ha affrontato queste spese e io gli ho detto fai come credi, nel senso, cioè, tu puoi fare sta cosa, Cioè quale cosa? di venderlo. E di tenerti i soldi? Sì. È uscito questo discorso, ha detto devo andare via perché che gli vado a dire che l'ho venduta a meno, tutto qua, ha detto non l'accetterebbero mai. Però non ci ha provato a dirglielo. No, anche perché era preoccupato, come lo ero io, che una settimana dopo i miei stavano in mezzo alla strada. Beh, era preoccupato, però è partito e ha lasciato lei e sua madre in questa situazione. Sì. Non è esattamente la stessa situazione. Forse è partito No. con quella, Rispetto diciamo, a quella, consapevolezza. scusi un attimo, no, tanto perché sennò diventa un elemento di un po' di nocività. Il testo ha detto una cosa diversa, ha detto ha sistemato i conti, ha trovato una nuova casa, ha dato i soldi per il trasloco, quindi non No, è esattamente ha detto- la stessa ha detto situazione era iniziale. preoccupato e io ho detto però non era preoccupato al punto da Beh no, lei ha non detto ha lasciato lasciare- nella stessa situazione, non è esattamente la stessa situazione, no? A me e Perché mia mamma. Gli ha trovato una casa, gli ha fatto il trasloco, No, giusto io così? mi riferivo alla situazione di non dire nulla a Massimiliano. Allora c'è stato Eh. un fraintendimento, perché mi sembra che il testo rispondesse rispetto alla situazione familiare. Io stavo Vediamo, dicendo forse ho questo, capito male io. no, l'avvocato mi ha detto non si è preoccupato di lasciare te, tua madre, magari Ah, esposti, allora sono io che avevo La capito male, preoccupa- esposti, sì sì ho capito. lì per lì no, forse perché, ma le spiego, forse perché in testa sua dice comunque sia un tetto gliel'ho ridato, qualche soldo per andare avanti ce l'hanno, forse era tranquillo sotto quel punto di vista. Sotto quel punto di vista. Sì. Senta, ma il fatto di andare all'estero era legato anche a qualcos'altro? No, Cioè perché suo fratello decide proprio di andare a Barcellona? questo non lo so, avvocato. Beh, le avrà detto parto e dove va? Cioè gli ha detto dove Io andava? gli chiesi, ma scusa, parti, Dove vai? dove vai? E lui?
Lui mi ha detto, all'inizio diceva, non lo so, in Spagna. Ecco, In e poi gli ha Francia. detto vado a Barcellona? Sì. Ecco, e lei gli ha chiesto come mai a Barcellona? E lui mi ha detto, non ha dato una risposta, non è che mi ha detto vado perché, non lo so, aveva scelto Barcellona, non sono stato a Ma dirgli non perché. sa se suo fratello avesse un amico a Barcellona? Un? Un amico, un conoscente, un amico? Assolutamente. Non lo Allì- sa? No, Non lo sa? No, no, no. Non lo sa ed è qualcosa che non ha saputo neanche dopo? Io so, appunto assistendo a videochiamate con mia mamma, che poi, vabbè, giustamente, stando lì, aveva conosciuto altre persone italiane che stavano là lavorando, ma non sono stato all'inizio non aveva, lui è partito senza avere un punto di riferimento, cioè lui ha preso e è andato a Barcellona, ma non aveva nessuno e di questo sono sicuro. Suo fratello dichiara qualcosa di diverso, ma comunque. E a Barcellona poi che cosa ha fatto? Come ha vissuto? Dove è andato a stare? Dove è andato a Sapevo dormire? che all'inizio Eh, alloggiasse presso un albergo, come ha vissuto? Col resto dei soldi, col resto dei soldi. penso di sì. Ma ha provato ad aprire un'altra attività, a investire questi soldi in un altro locale? Non lo so, non ricordo sinceramente, avvocato. Durante queste videochiamate di cosa parlavate? Non Ma chiedevate che cosa facesse, come viveva, come mangiava, dove dormiva? Presso un albergo, È stato 3 mesi in albergo? io so di sì, so che è stato presso un albergo, avvocato. Tant'è vero che poi quando tornò mia mamma dice chissà quanti soldi avrà speso, è stato in albergo, a pranzo, cena fuori, non lo so, di questo. Beh, i soldi Io li poi- aveva, i soldi da spendere li aveva a Barcellona, no? La parte sì. restante. Sì, è quello che ho detto. Quanto ha dato ai suoi genitori? Mi sembra tra le spese di casa, le vecchie bollette da saldare alla vecchia casa, i vecchi canoni dell'altra casa, quelli nuovi, su per giù una cifra intorno a forse 10.000. 10.000, quindi gliene avanzano tra i 13 e i 15 a seconda della somma, Sì, poi perché non lei so ha detto bene, tra sì. 23 e 25, Sì, sembra di sì. Poi- quindi vive in questi 3 mesi con questa beh, somma penso proprio di sì. Sì. e non sa se poi lì ha provato a lavorare, a fare altro, non le risulta nulla di tutto questo? Non mi ricordo sinceramente, avvocato, queste cose. Sono sincero, non ricordo se ha provato a. Forse si vociferava, perché poi io torno a ripetere, non vivevo con i miei quando. Si vociferava dove? A casa Si dei vociferava, suoi? mi disse mia mamma che gli aveva detto che forse prendeva una pizzeria a taglio, una cosa del genere. Poi da lì mia mamma mi ha detto forse ha intenzione di fare sta cosa, e da lì non se n'è più parlato, però non so se l'ha fatta, non so nulla, perché poi, torno a ripetere, non vivevo con i miei io. E le videochiamate le faceva mia mamma, non a me. E lei non si interessava, era pure successo quell'episodio, adesso ci arriviamo, Qua, dell'incontro a casa di Massimiliano. Cioè io mi sono trovato da mia mamma proprio quel giorno che gli ho detto chiamalo cioè, digli che. altrimenti lei non ha avuto più contatti. No, perché lui era lì, sono sincero, non è che ci sentivamo tutti i giorni, avvocato. Cioè, che una volta Magari sì. tramite sua madre. Ma mia mamma, io vivendo con la mia compagna, chiedevo, magari sentendo mia mamma, l'hai sentito, tutto a posto, come sta? Ma lì finiva. Ma sa se per caso suo fratello decise di tornare a Roma perché aveva esaurito la somma di denaro che si era portato con sé? Non lo so, questo non so, potrei dirgli di sì, potrei dirgli che E sentiva. allora sa perché è tornato a Roma dopo 3 mesi? Ma perché stando lì da solo, e poi come torno a ripetere, io non so, avvocato, se questa idea di aprire questa nuova attività fosse andata in porto o no. Stando Allora lì, c'era quest'idea.
Da quanto mi ha detto mia mamma, sì. E Stando prima lì. ha detto che non sapeva nulla. No, adesso ho detto io. Ah. Ho detto, No, ha detto di sì, ha detto che gliel'aveva io ho detto la detto che madre. mia mamma mi ha detto che c'era. Poi io non ho più chiesto se fosse andata in porto la cosa, c'era questa idea. Di conseguenza, stando lì, non lavorando, pagando un affitto, mangiando, i soldi finiscono. Se sia tornato per mancanza di soldi o perché la preoccupazione che magari gli aveva messo in testa mia mamma di ciò che avevamo subito, non lo so. Non è che sto nella testa sua. Ecco, ma quello che avevate subito e quindi l'incontro a casa di Massimiliano, quando è venuto rispetto alla partenza di suo fratello? L'aveva detto prima, no? L'ho detto a maggio, qualche settimana, sì, qualche settimana dopo. Mio fratello... 2 o 3 settimane dopo, Sì, mi sembra. sì, che Il suo sia. fratello è rimasto in Spagna 3 mesi, Sì, Quasi 3 mesi. sì, sì, quasi 3 mesi. sì. Quindi da quando ha saputo quello che era successo è rimasto altri 2 mesi in Spagna. Sì. Senta, tornando un attimo all'incontro a casa di Massimiliano, Sì? ma quello che vorrei che precisasse, ma Massimiliano e i 2 fratelli presenti in quell'occasione volevano sapere dove fosse suo fratello, non chiedevano la restituzione dei soldi, cioè l'oggetto della conversazione tra di voi Sì. era sapere dove fosse suo fratello? Però Presidente c'è opposizione apposta così perché ha già risposto dicendo altro. È chiaro che la domanda la può fare suggestiva l'avvocato in controesame, però se la pone così poi diventa nociva perché lui ha già risposto su questo. Ma siccome lui Allora, ha risposto... o diamo per presupposto quello che ha già risposto e gli Perché facciamo lui ha il dato una risposta e poi lei in sede di esame in una domanda invece ha chiesto forse ha dato per scontato che chiedessero restituzione di soldi. Allora vorrei che sul punto lo precisasse perché nelle sommarie informazioni questo non lo aveva mai detto. Ma come no? Gli ho fatto la contestazione dicendo che altrimenti ci avrebbe rimesso la famiglia. Sì. Come ci avrebbe rimesso? Questo che c'entra? Io non sto parlando di questo. Ci avrebbe- Io ho chiesto qual era la loro richiesta. Sapere in quel momento dove fosse suo Alessandro ma sapere dove fosse Alessandro per E beh, ovvio. riavere ovvio che era per quello che aveva. Però facciamolo Era andato via rispondere, Presidente. con i soldi. No, questo- quello, avvocato. Lì per lì era sapere dove fosse Alessandro per riavere i soldi di quello che aveva fatto. È chiaro? Ma lei sa come Massimiliano ha saputo che c'era stata questa vendita? No, No. sinceramente no. Quindi si è messo in contatto con voi e Dicendomi ti ha comunicato, so che ha venduto... sì, testuali parole, so che il ristorante è stato venduto. Sì. Ma lei se l'aspettava una telefonata di questo genere? Beh, sapevo che prima o poi sarebbe arrivata, perché insomma, ti intesta una cosa, poi sparisci per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, è chiaro che deve essere successo un qualcosa. In quel momento mio fratello aveva spento e staccato e buttato tutti i telefonini suoi, i miei ancora, proprio perché forse pensando di non aver fatto nulla li avevo lasciati ancora attivi. È chiaro che poi la chiamata è arrivata a mia mamma, a me. Senta, Eravamo, poi... Prego. no, eravamo gli unici a cui Contatti. potesse attaccarsi, a cui potesse avere delle informazioni, eravamo noi. Senta, gliel'ha già fatta il pubblico ministero questa domanda? Sì. Dico, ma lei non ha avuto remore a portare Non ha? sua mamma? Non ho capito, Non ha avuto remore a portare sua mamma a questo incontro? Al di là della mamma chioccia o della mamma di carattere, dico, lei... No, ho detto che l'ho portata anche pensando che forse
sarebbero stati un po' più tranquilli vedendo che stavo con mia mamma. Forse E sua mamma... su questo mi sento in colpa, forse gli avrei potuto evitare il malanno lì per lì, però che devo fare? Ma sua mamma lo conosceva Massimiliano? L'aveva visto al ristorante perché, come ho detto al pubblico ministero, mia mamma veniva. Veniva per stare con suo fratello e poi ha anche aiutato in Sì. alcune occasioni, così? Sì. Quindi sapeva, diciamo, chi era Massimiliano Ma appunto per quello mi ha detto... e aveva già avuto Ma contatti. appunto per quello quel giorno mi ha detto no, voglio accompagnarti. È chiaro che ho insistito io lì per lì, no, vado da solo, non ti preoccupare, no, sto più tranquilla. Non credevamo succedesse quello che succedesse. Ma forse neanche lei, perché magari mi avrebbe detto vai te e fammi sapere. Certo. Senta, ma quando Massimiliano vi contatta perché viene a sapere che l'attività era stata venduta, Sì? si ricorda chi chiamò? Ecco, ho detto al pubblico ministero, non ricordo se me o mia mamma. Perché lei ha dichiarato ai carabinieri che... Non ricordo, io ricordo perfettamente, come ho detto, che era l'ora di pranzo, ero con mia mamma, eravamo a tavola. Ora non so se ha squillato il mio o ha squillato quello di mia mamma, sono passati 3 anni, non ricordo. Perché lei dice, dopo circa 3-4 settimane dalla partenza di mio fratello, Sì. Massimiliano è venuto a conoscenza di questa operazione Sì. commerciale Sì. ed ha chiamato sul telefono di mia madre Ecco, l'ho detto, sì. chiedendo con insistenza di raggiungerla a casa perché cercava Alessandro, dato che aveva saputo che si era venduto il locale a sua insaputa. Giusto, io sì. Quindi confermo. Massimiliano chiamò il cellulare di Sì, sua adesso ho mamma. detto, non ricordo in quel momento quale dei due squillasse, però ho Però detto... adesso che le ha letto questa Sì, dichiarazione confermo resa che squillò nelle quello di mia mamma, perché mi ricordo che mia mamma... conferma quella dichiarazione, Sì, quindi signor giudice, confermo perché mia mamma prese e disse è lui. È Massimiliano. Sì. Sì. Quindi forse anche per questo sua madre volle essere presente. Penso di sì. vabbè, però queste sono un po' così. Penso di sì, non se lo so sa. che dice. Solo Credo mi che ha disse- spiegato bene la situazione anche del dialogo intercorso fra di Sì, voi, poi sì, signor penso che giudice. Mi possiamo ricordo chiedergli. che mi disse mi sento più tranquilla a venire con te. Cioè, forse pensava, aveva paura che mi facessero qualcosa. Senta, e poi mi spiega meglio, quando sua mamma ha questo Malore? mancamento, Sì, qual è la reazione dei 3 fratelli? Perché lei ha detto che Massimiliano gli prende un bicchiere d'acqua. sì, finito lì. Mi ricordo che Quindi diciamo si sono resi... vide mia madre che non è che stava facendo una messa in scena, la vide, che era provata in viso, che comunque sia respirava un certo affanno perché era Sì. agitata, prese un bicchiere d'acqua e diede a mia mamma un bicchiere d'acqua. Quindi in quel momento si sono resi conto della situazione. Però Presidente, c'è opposizione ancora una volta. L'avvocato omette delle risposte che il teste ha dato, allora condotto così diventa nocivo. Se diamo per presupposto delle risposte che ha già dato, c'è stato un passaggio su Casa Monica Pasquale che lei sta omettendo adesso. No, non lo sto omettendo, a parte che se anche lo omettessi, quello che ha dichiarato prima lei resta, quindi non sto omettendo nulla. E poi lei ha fatto una contestazione in un momento, diciamo, alterando il momento temporale in cui è avvenuto questo, e quindi io avrei voluto rifare la contestazione. Vediamo se i passaggi, perché mi sembra che aveva dato una serie di passaggi precisi lui prima. Esatto, Quindi, ma sono stati dati questi passaggi sulla base delle contestazioni. Ascolti, Invece, signor Bonilauri, Sì. aspetta, perché è un momento importante, Sì. no? Sua mamma si sente male, c'è questo bicchiere d'acqua, c'è qualche cos'altro, succede qualche cos'altro oppure no? No, io come ho detto prima c'è stato questo bicchiere d'acqua, forse si sono resi conto della situazione, signor giudice, mi hanno detto vabbè vai, ma c'era stata già la vicenda di esatto, Pasquale. di Pasquale, ma che avviene prima. Avviene prima, sì. Ecco, questo io volevo precisare. Poi, una volta che sua mamma ha questo malore, Sì. si sono resi conto tutti e 3 i fratelli che effettivamente si stava sentendo male e vi hanno lasciato andare, perché lei dice
credo che i 3 fratelli si siano resi conto che mia madre non stesse scenando un malore e per questo subito dopo ci hanno lasciato andare. Sì, l'ho detto, sì. Quindi l'esternazione che lei ha attribuito a Rocky era già avvenuta prima. Sì, Ecco, questo Esattamente, volevo- quindi ci ripete il passaggio, in quale momento è intervenuta quell'esternazione? allora signor giudice, io mi ricordo che gli chiesi appunto di voler andare via perché vedevo mia madre che in quel momento stava sentendosi male, chiedendomi appunto a me: andiamo via per favore, mi sto sentendo male. Era già seduta sul divano, no, sua mamma? No, Ah, ancora ancora no. no. E in quel momento invece è stata fatta questa battuta. No, la ripeta, la ripeta. No, da qui non uscite, Come io non sto da qui capendo. non uscite, non esce nessuno. Questo Rocky dice. Sì, Eh. sì. Poi dopo, E poi dopo c'è stato il mancamento di mia mamma. e a quel punto lei A quel ha punto detto, mia madre, stando sul divano, sì, si sono resi conto, come appunto ho detto, e gli è stato concesso sto bicchiere d'acqua. Mi ricordo che Massimiliano gli ha portato un bicchiere d'acqua e in quel e momento da lì a qualche minuto dopo ho detto vai, Andate. con la premessa però che ho detto al pubblico ministero: domani mattina devi tornare, quello che ho detto. Sì, perfetto. subito dopo, qualche minuto dopo, c'è stato concesso di andare via. lei dice per questo subito dopo ci hanno lasciato andare via. Confermo. Sì, sì. Senta, e poi quando c'è stata successivamente quella telefonata alla quale sua madre ha risposto dicendo non mi costringere a fare Sì. una denuncia Sì, e quindi non mi chiamare più, gli disse in quell'occasione, giusto? sì, Da quel momento in poi non è successo più nulla? no, Né telefonate né contatti, nulla? no. Quindi di fatto questa vicenda si è conclusa lì, cioè nel momento in cui sua madre rappresenta Verso i confronti miei e di mia madre si è risolta, sì, dopo quella telefonata. nel momento in cui sua madre rappresenta La, la sua intenzione di di voler, presentare una sì, denuncia, se di non qualcuno ricorrere a fare ciò che magari non voleva fare, sì, si interrompe non, tutto, sì, non li avete più visti né sentiti. no, assolutamente no. E quando suo fratello torna a Roma dalla Spagna, sa se ha avuto più incontri, se è stato cercato, contattato? No. No, non lo sa o no, non è stato più cercato? No, perché No? Appunto, in che senso no? no, che non ha avuto più incontri, signor giudice, perché da lì a qualche giorno riniziò, come ho detto al pubblico ministero, a lavorare con un vecchio datore di lavoro vendendo macchine. Sì, vabbè, ma questo è un altro Però, discorso. sì, no, non Sono ha avuto- contenta per lui che ha iniziato a lavorare, Non ha però avuto, no, non ha avuto incontri, non no. è stato più cercato, contattato, telefonato, nulla di fatto. No, È finita no, lì beh, questa no, vicenda. io penso non ne erano al corrente né che fosse tornato. Però queste sono delle sue deduzioni, diciamo, Sì, no? sì, no, da quanto so io no, non ha avuto più, Più problemi di alcun tipo. no. Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere. Quando durante l'incontro a casa Sì? le è stato fatto vedere un messaggio, non ho capito bene, in cui c'era scritto che suo fratello non poteva essere all'estero, ma lei Sì. l'ha letto con i suoi occhi? Mi ha mostrato il telefono Massimiliano dove ho letto che Alessandro non risultava che avesse passato il confine italiano. Ma non sa questo messaggio di chi fosse? Da dove No, provenisse? assolutamente. Beh, no, assolutamente. Rimasi perché poi veramente io, parlandone con mia madre, dissi forse informati pure male, perché io stavo dicendo la verità, Alessandro già era fuori, però mi fece vedere questo messaggio dove lessi appunto che gli confermavano che Alessandro non aveva oltrepassato il confine italiano.
Sì, perché prima, quando rispondeva al pubblico ministero, lei ha detto di essersi rivolto a sua madre e avere detto nel commentare questo messaggio: ma a questi chi gliel'ha detto? Sì, Cioè, lei... cioè, mi ha fatto strano sta cosa, no? Nel senso, cioè, come per carità di conoscenze, per carità di Dio, come fai a sapere che non ha passato il confine italiano mio fratello? Ma lo aveva passato o no? Come no? Assolutamente sì. Io quando sono andato da loro mio fratello già era a Barcellona, ma da un pezzo. Beh, quindi era... Vabbè, questo lei non lo può sapere, ma... Va bene. Ci sono altre domande? No. No. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Signor Presidente, chiedo scusa dalla casa di reclusione di Vigevano. Sì? Allora, do atto che l'imputata di Silvio Gelsomina ha rinunciato parzialmente perché si è assentata per visita ospedaliera dalle 11.03 ed ha fatto rientro in questo momento, quindi Va bene, quindi si è allontanata alle 11.03 e fa rientro oggi in questo momento in aula. Va bene, andiamo a verbale, grazie. Grazie. Avvocato Di Michele, volevi intervenire? No. No, ok. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Soltanto alcune precisazioni, L'avvocato se è Ferino. possibile. Prego. Buongiorno, avvocato Fabrizio Capezzuoli, difensore di Massimiliano Capezzuoli, Casamonica. Buongiorno. Senta, lei poc'anzi ha parlato più volte di sfratto esecutivo, ma si riferiva allo sfratto esecutivo di casa dei suoi genitori o ad altro sfratto esecutivo? Di casa dei miei genitori? Lei era a conoscenza di altre procedure di sfratto esecutivo che riguardavano Era a conoscenza, scusi? di altre procedure di sfratto esecutivo che riguardavano altri immobili? Ma questo... No, io parlavo dello sfratto esecutivo nei confronti di casa dei miei genitori. E quindi... Sapeva per caso se c'era uno sfratto anche per quanto riguarda le mura del ristorante? Però questo è un tema che non ha introdotto nel corso dell'esame diretto. È anche un suo test, avvocato? No, non No. è un mio testo. E allora la domanda Va bene, non è mi faccio messa. bastare la risposta che ha dato prima. Va Grazie bene. Presidente. Grazie a Va lei. bene. Ci sono altre Presidente, domande? posso due precisazioni? Prego. Buongiorno, Buongiorno. sono l'avvocato Marco Di Michele, difendo alcune delle posizioni. E un paio di precisazioni, signor Bonilauri. Sì. Allora, la prima, su suo fratello, soltanto per chiarire. Sì. Fa l'operazione, parte immediatamente per la Spagna con dei soldi in tasca, immagino. Certo. Quando ritorna ha dei soldi in tasca? Quando ritorna, uno non ero presente, perché torno a ripetere, avevo una mia In vita. senso lato? Non lo so, sono sincero. Non so se gli fosse rimasto qualcosa o se fosse tornato perché non aveva più soldi, preso dalla disperazione e tornato. Su questo non No, ma questo c'ha già risposto che lei non sa il motivo per il quale torna, ma quando torna Beh, chiede dei veramente soldi... nella fase iniziale dell'esame aveva detto altro. Poi questo aveva detto altro. Aveva detto che era preoccupato per la famiglia, Sì, forse no, anche lì le quello- cose non gli sono andate bene, aveva dato una serie di concause, diciamo... Sì, signor giudice, nel senso, io sto parlando riferito al lato economico, non so Infatti- come fosse messo riferito non ho capito. al lato economico, cioè è tornato perché, se aveva dei soldi o non li aveva, non lo so. Non lo La so. mia domanda era diretta, nel senso non voglio sapere le motivazioni, No, non- solo se a sua contezza una volta tornato rappresentava di avere delle problematiche Non lo so economiche, perché chiedeva degli aiuti, insomma non ritornava... non so dirglielo, avvocato. Ok. Poi sulla... Lei ha detto, suo fratello mi ha detto che i soldi non erano di Massimiliano ma erano di Pasquale. Ma Massimiliano, quando le faccio anche qua una domanda diretta, quando diciamo, le fa la proposta iniziale, paventa il coinvolgimento anche di altre persone oppure dici io voglio aprire un ristorante? No. Non- Parla in prima persona? Sì. Non ha Nel alcun- dialogo con il test, dice avvocato, nel Sì, dialogo... quello diciamo Sì, al sì, ristorante sì. dove lavorava. No, non ha coinvolto nessun altro. E lei durante diciamo, questi mesi di apertura, chiusura, allestimento, ha mai avuto a che fare con Pasquale Casamonica? No. Poi l'ultima precisazione,
Parliamo adesso del colloquio, della brutta esperienza che avete avuto all'interno di casa di Massimiliano. Abbiamo detto che Massimiliano contatta, non si ricorda bene se lei o sua madre, su contestazione è venuto fuori sua mamma, dicendo: guardate che Alessandro è scappato, mi ha rubato i soldi. No, non ha detto questo. No. Io ho detto, lui mi ha invitato ad andare giù in casa perché era a conoscenza che il ristorante non mi ha detto vieni giù, o lo so che Alessandro è scappato, non mi ha detto questo. Lui mi ha detto devi passare giù, dobbiamo parlare, perché era venuto a conoscenza che il ristorante era stato venduto. A sua insaputa? Certo. Questo è quello che... Sì, quello che ha detto già prima, certo. Avvocato. Se abbiamo delle certezze noi le incriniamo, perché su questo era stato chiarissimo. Io era solo per riassumere il fatto, so che si però è venduto... a volte, come sempre, se si riassume male si finisce con l'introdurre un elemento di nocività nella premeva rilevare il fatto che prima ancora di andare a quel colloquio loro sapessero l'oggetto del colloquio. Ma questo era chiarissimo. Sì. Quindi voi sapevate di cosa si trattava, cosa andavate a... di cosa andavate a parlare, certo, diciamo. Sì. E ci siete andati uguale? Certo. Sono andato a dirgli anche la verità. Cioè non avete pensato, Dio, non vado? Assolutamente no. Io mi ricordo perfettamente che finiti di mangiare, presi mia mamma e andammo giù a casa di Massimiliano. Perché pensavate di risolvere? Cioè, sì. Chiediamogli perché. Sì, l'avvocato, sì. Sono andato... Oddio, tranquillo no. Sono sceso con mia madre, dico andiamo... tranquillo non sarei andato nemmeno, insomma. Appunto. Ma manco a casa sua sarei tranquillo, però sono andato. Un ristorante. Però sono andato. Non commenti. Però non facciamo tutti questi commenti, che tra l'altro non c'entrano niente, confondono il test, che poi non capisce più bene cosa gli viene chiesto. Domande precise, chiare. Un'altra domanda e poi concludo. Voi dopo quel colloquio non avete avuto più rapporti, ha già detto, ma di fatto i Casamonica sono rientrati in possesso anche di €1 di quella vendita? Sì o no? No. A posto, nessun'altra domanda. Va bene. Senti, io volevo un attimo tornare sul discorso di Pasquale. Lei ha detto molto chiaramente che suo fratello le disse che i soldi erano di Pasquale per quell'operazione di investimento nel ristorante. Ma lei sa, per esempio, se prima, perché è altrettanto pacifico, che pochissimo tempo dopo che si parlò di queste iniziative in realtà Pasquale venne arrestato, no? Sì. Addirittura lei, se non ricordo male, ha detto prima dell'apertura dello stesso locale. Da quanto ricordo io... Prima dell'inaugurazione, diciamo. Sì, ricordo che io volevo chiederle se lei sa se nella scelta del ristorante in generale, quale ristorante trovare, o in quello in particolare poi acquistato, se Rocky avesse avuto un ruolo, se avesse partecipato a visionari locali, quel locale o altri locali. Sì, a visionarlo sì, mi sembra, da quanto ricordo, signor giudice, sì, visionarlo sì, e era piaciuto. Quel locale lì in particolare Questo acquistato? Qua, sì. Questo del Campo dei Fiori? Poi, ecco, uno magari la posizione, il locale... Sente, lei questo lo sa come? Cioè che glielo disse? Mio era fratello. Suo fratello, quindi sempre per riferito... Che avevano visto questo locale bello a Campo dei Fiori. Quindi sempre per riferito di suo fratello, giusto? Sì, certo. Ok, va bene, no? Questa è la cosa. Poi le volevo chiedere, senta, ma in ordine a questa vicenda le è stato chiesto se suo papà fosse stato coinvolto, eccetera. Lei ha detto mio papà non sapeva niente. Allora, ecco, mi spiega bene questo passaggio? No, forse ho sbagliato io, signor. Non è stato coinvolto, ho sbagliato io, intendevo nel ristorante, non sapeva dov'era, non lo frequentava, non è mai venuto, ho sbagliato io, coinvolto in quel senso. Sapeva che suo fratello gestiva questo ristorante? Sì. Sì. Non è mai venuto, nel senso non è mai stato coinvolto in alcun modo nell'attività, no, perché... né l'ha mai visitato, però diciamo sapeva che gestiva un ristorante. Sapeva che gestiva questo ristorante per conto di Casamonica Massimiliano? L'ha saputo, sì. L'ha saputo da chi? E quando? Da mia mamma. Da sua mamma, ma quando? Forse poco dopo l'apertura. Quindi dopo che già era stata... Glielo disse che il ristorante era loro.
Era di Casamonica. Sì. E suo padre ebbe delle obiezioni su questo? Che lei sappia? Mio padre? Ebbe delle obiezioni su questo? Allora, mio padre no, ma le spiego, sia mia mamma che noi non abbiamo purtroppo un buon rapporto, nel senso... Ah, va bene, quindi c'è un rapporto personale un po' distaccato. È come se fossero divisi in casa. Loro, Ah, quindi... va bene, allora mi taccio, non, le faccio altre domande. No, ok. No, perché no, assolutamente, veniva naturale, scusi, veniva naturale chiedersi di fronte alla richiesta appunto, di venire a chiarire la situazione comunque... Ho risposto perché... Aspetti, non parli sopra però, sennò poi sono domande e poi diventa difficile la lettura della della trascrizione. Siccome sembrava strano che in una situazione che coinvolgeva la famiglia suo papà non fosse stato in qualche modo anche lui coinvolto, e quindi era una domanda che mi nasceva da questo. Va bene. Senta, io, siccome le è stata fatta prima la domanda del se lei sapeva dove suo fratello, una volta che aveva deciso di partire per Barcellona, sarebbe andato, se aveva dei riferimenti, se si appoggiava con qualcuno, eccetera, eccetera, lei ha detto no, non li aveva, ma vorrei capire, lei sa per certo che non li avesse, perché aveva chiesto a suo fratello, ma come fai, come ti organizzi, c'è qualcuno che conosci, cioè, vorrei capire, questa sua affermazione nasce da un... conoscenza approfondita del punto, perché ha fatto domande su questo punto, suo fratello gli ha risposto, oppure perché semplicemente ha capito, non si è informato e non sapeva esattamente dove fosse andato. Prego. Allora, io chiesi all'inizio, dico, vabbè, ma parti, ma dove vai così all'insaputa? Tant'è vero che all'inizio ero convinto, dico, beh, forse resterà in Italia, dico, chissà dove va. Pensavo, magari va a Milano, si va. Vabbè, queste sono le sue idee, diciamo. Sì, le mie idee. E quindi? E poi invece mi disse che sarebbe andato all'inizio in Germania, poi ci ha ripensato e mi ha detto no, me ne vado in Spagna. Però non chiesi perché lei non scelse la Spagna. Cioè lei sulla scelta di questa destinazione ha chiesto spiegazioni a suo fratello? Solo il motivo per cui, gli dissi perché Barcellona? No, vabbè, così. Però lei non chiese null'altro e né suo fratello le disse null'altro? No, vabbè, sinceramente. E quindi scusi, anche in ordine al modo in cui lui si è mantenuto durante questo suo soggiorno in Spagna, in particolare all'inizio le ha detto stava in albergo, cioè lei sa per certo che lui è rimasto per tutto il tempo in albergo? Per tutto il tempo non lo so, signor giudice. So che all'inizio è stato in albergo, che anche appunto, come dicevo, dalle videochiamate, mia mamma mi diceva l'ho sentito, stava scendendo al ristorante dell'albergo, stava andando a cena al ristorante dell'albergo, quindi presumo che per un periodo di tempo, non so quanto, sia stato in albergo. Ma lei può dire che sia stato in albergo per tutto il periodo del soggiorno? No. E sulle attività che abbia svolto, se abbia lavorato, non abbia lavorato, su che cosa abbia fatto, lei ha delle notizie certe? Sono sicuro, penso, pensi, perché quando mi dice penso già mi allarma, allora, mi spiega perché mi dice penso. Secondo me non ha lavorato, signor giudice. Secondo me non ha lavorato fino a che i soldi gli permettevano di non poter lavorare. Poi, questo è un'affermazione che lei fonda su quali elementi? Perché lui parlava con mia mamma che non stava lavorando, mia mamma mi diceva sta in albergo, ha detto ogni tanto esce, si fa un giretto. Ma questo a quali periodo, cioè quanti giorni dopo l'arrivo in Spagna si riferisce? 2 o 3 settimane dopo. Quindi nei primi tempi? Sì. Ho capito. Sì. E poi lei sa di questo fatto della pizzeria a Taglio? E poi, signor giudice, mia mamma mi disse che lui gli aveva accennato questa possibilità di prendere questa pizzeria a Taglio in gestione. Ma però lei prima ha detto che non sa poi se l'abbia fatto? No. Non lo sa. No. Senta, ma lei che rapporto aveva all'epoca con suo fratello? Cioè un rapporto diciamo particolarmente stretto, particolarmente confidenziale? Non molto perché... ci faccia un po' capire il tenore diciamo dei rapporti tra di voi. Non molto, perché c'erano stati dei screzi
appunto economici, c'erano stati dei screzi anche Vabbè, non è che mi devi dire a la livello, natura no, di vabbè, a questi livello screzi. personale con la mia compagna, la sua compagna, quindi non... Poi si è un po' rafforzato il rapporto, nel senso... Vi siete un po' riavvicinati? O si è rafforzato il distacco? Sì, ci siamo riavvicinati, no, in quel senso. Ci siamo riavvicinati. Quindi diciamo possiamo dire che tutte le cose che lei ci ha detto le sa per quello che le è stato un po' riferito, nel senso lei mi pare di capire non è che si informasse più di tanto, diciamo, di certi avvenimenti. Io chiedevo a mia mamma solo informazioni, come sta bene, l'hai sentito, non l'hai sentito, ogni tanto chiamava anche me, non lo nego, signor giudice. Qualche volta vi siete sentiti, però i contatti erano più che altro tra lui e la mamma? Sì, faceva le videochiamate a mia mamma per farla stare, diciamo, tranquilla. Senta, lei prima a domanda, non mi ricordo se del pubblico ministero, forse del difensore, ha detto mio fratello dopo che è rientrato dalla Spagna non ha più avuto problemi con i Casamonica. Sì. Ecco, lei questo lo afferma perché ne ha conoscenza diretta, nel senso è un tema che ha affrontato con suo fratello o che altre persone gli hanno... faccia finire la domanda. Altre persone gli hanno riferito oppure lo presume lei perché nessuno gli ha detto che è successo qualcosa? Faccia un po' capire meglio questo profilo. No, presumo penso che me l'avrebbe detto. Quindi diciamo lei non ha avuto più nessuna notizia, No. d'accordo? E quindi ne desume che non ci siano stati più problemi. Sì. Però Sono lei... sicuro di una cosa, signor giudice, Sì. me l'avrebbe detto. Guarda, non so come ho ricevuto la chiamata di Tizio, di Caio. Cioè il senso della sua risposta è che lei non ha avuto più da suo fratello conoscenza né da altri che lui abbia avuto problemi al suo rientro con Massimiliano, con No, chi da altri. quando è rientrato no, Va bene, da quello che so io no. va bene. Senta, ma tornando un attimo alla gestione del locale, per quello che lei sa, per averglielo riferito suo fratello, o meglio ancora per quello che lei può aver visto nel periodo in cui ha lavorato all'interno del locale, no? Sì. E se c'era comunque c'erano dei coperti, venivano fatti dei coperti, Sì. gli incassi di questi coperti da chi venivano presi? Da mio fratello. Da suo fratello? No, che come ho detto al pubblico ministero, l'indomani si vedeva sempre con Massimiliano. Quindi rendicontava il giorno successivo sulla gestione del giorno precedente? Sì. Ok, questo lei lo sa perché glielo ha detto suo fratello? Glielo diceva suo fratello? Sì, me lo diceva sì. Perché magari tante volte preso dalla rabbia io gli dicevo vabbè, ha incassato, dammi qualche soldo. No, domani devo da lui. Per questo. Ma lei ha mai visto anche, forse l'ha già detto, mi pare di ricordare, che vedeva che c'erano telefonate di Massimo, queste le ha viste anche lei, che erano finalizzate ad informarsi Magari sull'andamento del locale, eccetera, Sì. eccetera. Chiusura, se no... Sì, Presidente, due domande di chiusura. Prego. La prima è, signor Bonilauri, se ho capito bene, quindi lei ha un'interlocuzione iniziale con Massimiliano, che le dice che vuole aprire un ristorante, no? Poi però tutti, diciamo, i termini della questione vengono definiti fra Massimiliano e suo fratello? Sì. Deve rispondere? Sì, sì. Ok. Senta, ultima domanda che riguarda il momento in cui Pasquale dice la frase da qui non uscite finché non chiariamo la situazione. Sì. Perché le è stata detta una sua dichiarazione, però
diciamo, non totalmente. Io gliela leggo tutta la dichiarazione perché anche il Tribunale possa apprezzare la sequenza temporale che a me sembra chiara. Voglio sapere se la conferma o la corregge. I 3 fratelli si sono innervositi e ci hanno ribadito di dire la verità, minacciando più volte che ci avremmo rimesso noi. Mia madre ha reagito dicendo che nonostante stessimo dicendo la verità ci stavano minacciando, generando la reazione di Peppe, che si è alzato di scatto dalla sedia e si è quasi avventato a mia madre dicendole che aveva capito male. A questo punto mia madre ha avuto un mancamento ed è quasi svenuta. Punto. Visto ciò, li ho implorati di farci andare via, ma Rocchi ha risposto testualmente: da qui non uscite finché non chiariamo la situazione. Me la conferma? Sì. Quindi è andata così? Sì. Quindi, scusi, quindi rispetto... Presidente, posso chiedere al pubblico ministero di farla tutta allora? La no, infatti contestazione? vorrei un attimo, una sì, per se no- volta al microfono. Sta parlando l'avvocato Naso, facciamo parlare l'avvocato Naso, avvocato Michele, perché così sennò viene solo confusione. Lo so, ma viene confusione poi. Prego. Allora, proseguo, Presidente. Sì. Quindi è chiaro finora cosa ha detto, no? Giuseppe si alza di scatto, la madre ha un mancamento e quasi sviene, lui implora di farli uscire e Roghi risponde non se ne... Continuo a leggere. Ho avuto seriamente paura per quello che sarebbe potuto succedere, anche perché mia madre sta poco bene. Credo che i 3 fratelli si siano resi conto che mia madre non stesse scenando un malore e per questo subito dopo ci hanno lasciato andare. Prima di questo però Massimiliano mi ha detto che l'indomani sarei dovuto andare con loro. Quindi a me pare evidente la contraddizione rispetto a quello che aveva detto in controesame, cioè il momento in cui Pasquale dice da qui non uscite se non si risolve la situazione è quando lui gli implora di farli uscire perché la madre era quasi svenuta. Poi è chiaro che si rendono conto che sta davvero male di farli Presidente, uscire. ma questi sono argomenti di discussione. No, il no. testimone ha chiarito, aveva già chiarito prima. L'interpretazione No. che ognuno di noi darà a questo lo diremo in discussione. No, però obiettivamente dalla controesame io avevo percepito, perlomeno questa era la sensazione che avevo avuto alla luce della contestazione che era stata mossa, che sostanzialmente la battuta di Pasquale fosse avvenuta prima che la mamma si sentisse male. Questo era quello che era emerso dal controesame. Posso? Guardi, questo è un passaggio comunque, cioè sono sfumature, Posso, signor signor giudice? Bonilauri, forse lei dice ma questi che vanno cercando, sono sfumature, però No, sono no, sfumature no, che possono assolutamente. essere Posso, importanti. signor giudice? Sì. Diciamo il malore di mia mamma è migliorato dopo con la battuta, perché Quindi diciamo forse che mi sono espresso male io. Quindi diciamo che la sequenza è come gliela riferita ora in quest'ultima contestazione. Poi sì, c'è stato un sì, aggravamento dopo della quella situazione di battuta c'è stato il peggioramento. un peggioramento, all'esito del quale poi c'è stato un atteggiamento di condiscendenza Sì. ad andare via. Sì. Quindi questo va bene. Sì. Va bene. Ultima domanda, ma suo fratello quando torna in Italia a fine giugno gli ha detto andate a lavorare con le macchine, dov'è che è andato a lavorare esattamente? Oddio. Dove? Non ho capito, dove è andato a lavorare? Dove? Volevo sapere dove era. Dove? Non come si chiama il datore di lavoro, cioè fisicamente dove stava. L'autosalone? Se non ricordo male la zona Torraccia San Basilio? Tra Torraccia e San Basilio? Tra Torraccia e San Basilio. Mi sembra sì, la zona sia quella. Ok. E lei ha detto comunque che in quel periodo lei non ha parlato con suo fratello. No. Va bene, non ho altre domande. Va bene, possiamo penso liberare il test, può andare, grazie. Grazie. Siccome sono l'1:10 vogliamo fare adesso a questo punto la pausa pranzo, magari non come al solito abbastanza breve, per l'1:30 ci rivediamo in modo che facciamo l'altro test e poi lo liberiamo, va bene? Allora quindi diamo atto che sospendiamo per il pranzo e riprendiamo l'udienza, scusate, alle 13:30. Vale come al solito la raccomandazione che gli imputati, se intendono rientrare in sezione, insomma liberi di farlo, li consideriamo parzialmente rinuncianti fino a che non rientrano in auletta, va bene? Grazie. Signor giudice da Santa Maria. Signor giudice. Che c'è? Da Santa Maria. Scusate che non si sente. Casa Monica Celeste. Scusate, non vi sento. Un altro
avvocato. Guardi, non l'ho sentita, deve ricominciare. Allora, l'imputata Casamonica Celeste Sì? afferma che ha anche un altro avvocato, Capezzuoli Fabrizio, che Com'è? non è stato nominato nella Costituzione delle VAR. Guardi, se dice che ha Capezzoli lo documenti, perché a noi risulta soltanto l'avvocato Colemme. Dov'è l'avvocato Colemme? Forse lo vuole nominare ora, non ho capito. Però scusate, vi devo chiedere la gentilezza di fare un attimo di silenzio, perché benché avessi detto che sospendevamo ci hanno interloquito, quindi io sto parlando e sto facendo udienza. Allora, se posso con Santa Maria, perché non vi abbiamo sentito, qual è il problema? Il problema sarebbe che praticamente Casamonica Celeste dice che ha nominato anche un altro avvocato, Capezzuoli Fabrizio. E quando lo ha nominato? Il 9 novembre dice. A noi però non è pervenuto nulla, quindi comunque l'avvocato Capezzoli è presente, ma lo sa l'avvocato Capezzoli che è stato nominato? La notifica dell'avviso dal Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina ieri proprio. Quindi ieri lui ci dice che è stato nominato, se nessuno ce lo dice a noi non è pervenuta, non ne sappiamo nulla, quindi ne diamo atto, l'avvocato Capezzoli è presente, quindi allora diamo atto che l'imputata Casamonica Celeste rappresenta di aver proceduto alla nomina come codifensore dell'avvocato Capezzoli, il quale presente in aula afferma di aver ricevuto in data di ieri la comunicazione del Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina. Il Tribunale dà atto di non aver allo Stato ricevuto comunicazioni, perlomeno non sono state messe all'attenzione del Tribunale, del Collegio. L'avvocato quindi è presente anche quindi per la posizione di Casamonica, l'avvocato Capezzoli quindi ora è presente anche per la posizione di Casamonica Celeste. Grazie. Signor Presidente, da Vigevano l'imputata di Silvio Gelsomina dichiara di rinunciare al prosieguo dell'udienza. Non ho capito. Prego? Ma io non riesco a sentire perché se c'è brusio in aula non si sente nulla. Prego, Vigevano, prego. Sì, l'imputata di Silvio Gelsomina intende rinunciare al prosieguo dell'udienza. Va bene, allora il rinunziante, c'è qualcun altro che è rinunziante alla prosecuzione? No, dall'Aquila volevo dire che Casamonica e Giuseppe vorrebbe rendere delle dichiarazioni spontanee. Non adesso, dopo quando abbiamo... Se dico che è chiusa perché ci stiamo interrompendo, non so, sembra un linguaggio incomprensibile. All'inizio, quando riapriamo, me lo fa presente e gli diamo la parola.